Buongiorno a tutti e benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio Alberto Pasino della lista Russo Punto Franco e Stefano Vatta di Fratelli d'Italia, entrambi consiglieri comunali. Se volete parlare con loro potete farlo chiamandoci qui alla diretta oppure scrivendoci una mail, così come potete farlo anche per fare la vostra segnalazione. Avremo la nostra rassegna stampa nella prima ora del mattino, ma cominciamo subito con le previsioni del tempo. Allora andiamo a vedere il sito dell'Osmer ARPA regionale. Dunque, giovedì oggi un veloce fronte in quota favorirà ancora instabilità atmosferica. Da domani e poi nel fine settimana un nuovo promontorio anticiclonico porterà all'afflusso di correnti più secche, determinando maggiore stabilità. Quindi ancora per oggi vediamo al mattino cielo in prevalenza nuvoloso con possibilità di locali foschie dalle ore centrali, maggiori schiarite su pianura e costa, mentre sulla zona montana saranno possibili rovesci e temporali che potrebbero localmente interessare anche l'alta pianura. Mentre domani, venerdì 8 maggio, su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso per velature alte ma consistenti. Sulla zona montana cielo variabile con la possibilità nel pomeriggio di isolati rovesci. Ancora dopodomani, sabato 9, su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana cielo variabile e saranno possibili locali rovesci, specie sulla fascia alpina al confine con l'Austria. Venti a regime di brezza e vediamo la tendenza per domenica 10, cielo da poco nuvoloso a variabile per velature alte ma consistenti, temperature medie in linea con il periodo. Questo è il quadro del meteo. Andiamo ora a vedere invece i giornali, le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi e cominciamo con il Piccolo di Trieste, il Piccolo che apre come abbiamo fatto anche noi ieri con la visita di Mattarella e Meloni nella nostra regione, in particolare a Gemona, per il 50° anniversario del terremoto. Da queste terre un esempio, hanno detto gli alti esponenti istituzionali. Ieri a Gemona solenni celebrazioni per i 50 anni dal terremoto in Friuli e poi il ricordo, vediamo, lo stringevo sotto le macerie e poi il suo cuore smise di battere, il terribile ricordo del sisma e le storie. Qui vediamo un caso di cronaca in città, picchia studente e prof, improvviso assalto fuori da scuola, anche l'insegnante malmenata e finita al pronto soccorso, violenza giovanile. Ancora il manager dell'Authority, le mie idee per il business delle crociere, virata al terminal passeggeri, la presidenza va a Consalvo. Barcola, lo stop al porticciolo fino ad agosto, ormeggi, ripiego, Porto Vecchio. Incorreggibile Triestina. Altro deferimento federale, calcio inadempimenti amministrativi contestati ai nuovi soci. Di Piazza Arcieri sul Pala Rubini, prove di dialogo, basket, l'incontro in municipio. Vediamo ancora, sempre per quanto riguarda le cronache, le idee, caso biennale, cronache italiane, spazi di dignità che l'arte deve garantire a tutti, questo è un commento, e poi ancora quelle ricette più per i ricchi che per i poveri, e anche qui un commento sulla manovra. Poi riguardo la crisi energetica, ancora scienza e virgola, Concita De Gregorio a Trieste con La Cura, concerti in piazza da tutto esaurito, Gorillaz e un celebre DJ, l'avevamo detto tempo fa anche noi. Vediamo il Piccolo di Gorizia Monfalcone, la mappa delle telecamere a Gorizia, ce ne sono 115 in un anno, più 43%, i punti sensibili sorvegliati tutti gli edifici scolastici, gli effetti del piano sicurezza attuato dalla giunta Ziberna, appalto anche per pulire e verificare il funzionamento degli occhi elettronici. La presidenza passa da Madriz a Consalvo, abbiamo visto per il Trieste Terminal passeggeri. Marina Giulia, Monfalcone, 4 mesi di parcheggi a pagamento, si parte la prossima settimana, ancora da ultimare la segnaletica. Fino a domenica il Gorizia Digital History Festival, un evento Fondazione Carigo. E poi a Monfalcone, in Piazza della Repubblica, la merceria chiude dopo 110 anni d'attività. Il negozio, vediamo qui Fiorella Novacchi, una delle socie de Il Bottone. Andiamo a vedere altri quotidiani che sono in edicola quest'oggi. Cominciamo con il Corriere della Sera, poi torneremo naturalmente alle notizie vicine a noi, al Piccolo. Allora, il Corriere della Sera apre con
Le novità su Garlasco, come fanno un po' tutti i giornali oggi. Sempio, gli audio e le accuse. Garlasco spunta un'avance rifiutata, ma Marco Poggi lo difende. L'indagato intercettato nel 2025. Ho visto i video di Chiara e Stasi. I legali, parlava di programmi TV. Per i PM di Pavia e la confessione di Sempio. Aprile del 25, viaggia in auto, parla da solo, non sa della cimice che ascolta e registra. Vidi il video di Chiara e Alberto, tentai un approccio ma lei riattaccò. Non ti voglio parlare, gli avrebbe detto, ma per i suoi avvocati Andrea commentava solo cose viste in TV. Vediamo il piano di Trump per la tregua. Teheran frena, Hormuz attacco, usa una petroliera iraniana. La confusione del tycoon tra minacce e dietrofront, il leader USA in cerca di una via d'uscita. Uranio, sanzioni, ecco i 14 punti, la base della trattativa. Vediamo ancora, sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, fiducia nell'altro, la virtù civica che ci fa sentire meno soli, e il commento al via la Milano Civil Week. E poi ancora Beccalossi, talento e gioia del calcio romantico, addio all'ex fantasista dell'Inter. Buttafuoco tra le proteste, noi liberi e audaci, si parla del padiglione russo alla Biennale. Vediamo la Repubblica, Garlasco, gli audio shock di Sempio, intercettato in auto mentre parla da solo, dice di essere stato rifiutato da Chiara, aver visto il suo video intimo. Marco Poggi lo difende. Chiara Poggi avrebbe rifiutato un avance di Andrea Sempio. L'unico indagato della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco sceglie il silenzio davanti ai PM che gli contestano alcune intercettazioni captate mentre era in auto da solo. Così l'ha uccisa l'accusa dei PM. Vediamo ancora USA-Iran, intesa possibile, proposta di pace in 14 punti, Trump ottimista, accordo vicino, ma resta il nodo del nucleare. Oggi Rubio in Vaticano, dopo gli attacchi al Papa. Leone XIV, la Chiesa denuncia il male. Il vescovo migrante, Cristo sta con gli stranieri, vediamo l'intervista, e poi ancora sempre su Repubblica, il padiglione russo apre tra tensioni e proteste. Qui vediamo una delle proteste delle femmine delle Pussy Riot davanti al padiglione appunto russo a Venezia. Addio a Ted Turner, il pioniere che inventò la CNN. Vediamo La Stampa, Trump-Iran, prove d'intesa, piano in 14 punti, il presidente, chiudo prima di vedere Xi, ma Teheran frena, oggi Rubio dal Papa. Meloni incontra Tajani e Salvini, nessuna soluzione concreta sulla crisi energetica, impasse su legge elettorale e nomine. Vediamo ancora sulla Uno Bianca, ci fermarono, giusto riaprire le indagini, la lettera dei PM. Nel 94 eravamo sostituti procuratori a Bologna impegnati sul caso Uno Bianca, quando furono arrestati i Savi nutrivamo dei dubbi. Si parla anche qui del caso del giallo di Garlasco. Sempio, ho visto i video di Chiara, questa sarebbe l'intercettazione che lo inchioderebbe, appunto, secondo queste nuove interpretazioni. Biennale riot a Venezia, protesta per il padiglione di Mosca, Buttafuoco cita Mattarella, liberi e audaci. Il Fatto Quotidiano, Buttafuoco contro Giulie & Company, nessuna ingerenza sull'arte, si vis pacem para pacem, boom al padiglione russo. E poi se incartato il governo, la palude, vertice Meloni-Salvini, Tajani, divisi su tutto. Vediamo il Giornale, io respinto da Chiara, l'audio segreto dei PM, adesso Sempio trema, colpo di scena a Garlasco, spunta un'intercettazione con la missione, vidi il video di lei e Stasi, provai un approccio. Poi ancora Nordio all'attacco, causa a Mediaset, la grazia a Minetti, esposto contro la Berlinguer, falsità nei miei confronti. Il dovere delle scuse, il commento. Poi vediamo ancora così 50 anni fa il Giornale raccontava il dramma del Friuli, il terremoto del 76, anche qui viene riportato appunto questo anniversario. Poi ancora sinistra islamica, 5 Stelle filo Hamas, Fratelli d'Italia al Viminale, ora intervenga.
Vediamo Libero, Sempio si incastra da solo, Garlasco cambia tutto, intercettazione shock, in un soliloquio in auto l'indagato dice di aver visto il video di Chiara col fidanzato e parla di un approccio respinto, gli avvocati dicono invece commentava i programmi TV. Il caso non è chiuso, mancano ancora alcuni elementi, dice Mario Secchi nel suo editoriale. Il summit Meloni-Salvini-Tajani, l'Italia ha un piano energia, si torna al nucleare, buono. Poi ancora spiraglio di pace nel Golfo, le borse adesso ci credono e anche qui padiglione russo assediato alla Biennale, arriva la polizia. Il Sole 24 Ore riparte il negoziato tra Stati Uniti e Iran, borse ai massimi, giù petrolio e spread. Dare un lavoro a 1,2 miliardi di giovani così battiamo la povertà, intervista da Yai Banga, presidente della Banca Mondiale. Vediamo il piano casa, stretta contro le frodi, dati al fisco per i controlli e poi a rischio gli scivoli verso le pensioni con il contributivo. Ancora domani Iran-USA, ritorno a Islamabad, la guerra può finire a giorni, la fermezza del Papa con il tycoon, la Chiesa denuncia il male, oggi Rubio in Vaticano. E ancora sempre sul domani Bartolozzi sogna di andare a Londra e punta su Tajani, l'ex capa di gabinetto di Nordio. Andiamo ancora avanti alla lettura dei giornali e torniamo sul piccolo di Trieste. Vediamo che si è dato ampio spazio alla celebrazione ieri, alla commemorazione dei 50 anni del terremoto del Friuli del 1976, 6 maggio. Vediamo qui Mattarella circondato da tanta gente e bandiere tricolori, l'orgoglio del Friuli che ha saputo rialzarsi, celebrato dallo Stato. Mattarella e Meloni a Gemona per il Consiglio regionale straordinario in occasione del 50° del sisma. Il Presidente della Repubblica, qui le radici della resilienza. La Premier, i friulani agirono e reagirono. Queste le parole che sono state pronunciate ieri nei discorsi ufficiali, ne abbiamo catturato anche noi poi con la nostra lunga diretta per un certo periodo, insomma, nel pomeriggio a reti unificate, ma soprattutto gestite dalla gemella, insomma, TV12 a Udine. Abbiamo colto, insomma, alcuni brani anche per i nostri telegiornali di questa visita sia del Presidente della Repubblica Mattarella che della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Allora, risentiamo intanto quello che ha detto Mattarella, particolarmente significativo il suo discorso all'interno del Consiglio regionale straordinario a Gemona. Sentiamo. I buoni risultati di della ricostruzione, sono diventati elementi propulsivi dello sviluppo economico e sociale nei decenni successivi. L'economia del nord-est, nel suo complesso, agevolata anche dall'essere più inserita nelle vie di comunicazione verso il centro del continente, ha avuto nel Friuli uno dei suoi motori più attivi e determinanti. Queste terre ferite nel 76 hanno conquistato un ruolo di rilievo. Quel che ha fatto seguito alla tragedia di 50 anni or sono conferma che il futuro dipende da noi, che l'esito della storia non è mai scontato, ma è affidato alla responsabilità e alle scelte di persone e comunità. Un insegnamento qui manifestato in Friuli, che vale sempre. Anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione. Ricorrono in questo 2026 160 anni dalla riunione all'Italia del Veneto e dello storico territorio del Friuli. Anni in cui le virtù patriottiche di queste contrade hanno tanto offerto al nostro Paese. Nell'80° anniversario del voto che volle la Repubblica e diede origine alla sua Costituzione, oggi qui a Gemona, nella solenne cornice del Consiglio regionale, insieme agli amministratori locali, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, del volontariato, in una terra e di fronte a un popolo capace di affrontare le avversità, di rialzarsi, ribadiamo in un momento di memoria e di impegno il patto di non lasciarci fuorviare
nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione che qui sono stati in maniera esemplare vissuti e realizzati. E abbiamo sentito anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ieri appunto nel suo discorso, nel quale ha ricordato in particolare proprio la capacità di rialzarsi della popolazione friulana. Allora risentiamola. E lo fecero in un modo così straordinario da riuscire a trasformare la tragedia in un modello per l'Italia intera, il modello Friuli, ovvero il miglior esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto ad oggi. Un modello che nasceva da intuizioni semplici eppure brillanti, così visionarie per l'epoca da essere ancora efficaci oggi. 50 anni fa un rombo d'inferno attraversava questa terra meravigliosa, una calamità dalla forza mai vista prima, fermò la vita di quasi 1000 persone e in molti nel buio di quella notte pensarono che dalle viscere delle montagne si fosse risvegliato il leggendario Orcolat e che per 59 interminabili secondi avesse deciso di far sentire il proprio urlo, lasciando dietro di sé morte e distruzione. Il tempo della paura e il tempo del dolore fu breve, perché ci fu un altro sentimento che immediatamente si fece largo nel cuore dei friulani, e quel sentimento era l'orgoglio, dove in molti si sarebbero sentiti sconfitti, sarebbero stati vinti dal lutto, dalla disperazione. I friulani no. I friulani fecero la propria mossa. I friulani decisero di sfidare l'Orcolat. Come dicono i latini, verba movent, exempla trahunt. Le parole muovono, ma gli esempi trascinano. Fu l'esempio dei friulani a trascinare quegli italiani, e sempre i friulani risposero a quell'incredibile atto d'amore con parole che allora apparvero sui muri e sono apparse anche sul video di oggi. Il Friuli ringrazia e non dimentica, ma oggi sono di fatto scolpite nella storia e nella memoria della nostra Repubblica. Allora andiamo ancora avanti con la nostra trasmissione, dopo torneremo magari anche a parlare della pagina dedicata proprio al 50° del terremoto, e andiamo a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale per vedere il traffico in città. Allora abbiamo al telefono il commissario Fulvio De Grassi, buongiorno. Buongiorno Bucarelli, a lei e tutti quanti i telespettatori in ascolto. Buongiorno a lei. Diciamo, per quanto riguarda la notte appena trascorsa, niente da segnalare, fortunatamente nessun incidente rilevato da parte della nostra pattuglia notturna. Il meteo dovrebbe essere un po' migliore di quello di ieri, perciò non dovrebbero, almeno da quanto ho potuto vedere, esserci precipitazioni, perciò già questo è foriero di buone notizie per quanto riguarda la circolazione e un po' per tutto. Per quanto riguarda il resto, segnalo sempre la chiusura della galleria a Carso in direzione Trieste sulla grande viabilità triestina, e questo provoca sicuramente dei leggeri interramenti sulle vie alternative di accesso alla città, perciò attenzione, soprattutto nello svincolo della GVT prima della predetta galleria, però anche le altre, si è potuto notare anche le altre vie di accesso, compresa la costiera, un po' di aumento della circolazione giocoforza. Abbiamo in nota, oltre a vari lavori, dovrebbero esserci dei lavori abbastanza importanti in via Carbotto e strada Cattinara con senso unico alternato, perciò attenzione come sempre la segnaletica temporanea di divieto. Altro, un presidio dalle 10 alle 12 in via Santi Martiri, un presidio sindacale
non dovrebbe interessare la carreggiata, ma non è escluso un tanto. Niente, non abbiamo in nota altre attività che possono andare a modificare l'andamento della giornata, quali cortei o d'altro, almeno a questo momento. Non abbiamo interventi in attesa o in atto al momento, perciò a questo punto vi restituirei la linea. Grazie, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie. Allora, noi andiamo alla cronaca di Trieste. Ora vediamo che c'è stato questo episodio su cui indagano i carabinieri: picchia studente e docente fuori da scuola, violenza giovanile ormai un'emergenza. L'Istituto Rossetti di via Zandonai, che ospita la Caprin, aggrediti da un adolescente poi fuggito con lo scooter senza targa. Il preside non è un nostro alunno, è arrivato da fuori. Ci sono anche tutti i precedenti, dal video con coltelli, la scacciacani, i militari assediati in piazza Perugino, alle rapine a Roiano, i coetanei avvicinati davanti alla PAM. Insomma, ci sono vari episodi di violenza giovanile. Un mese fa l'agguato di sangue alla media Fratelli Fonda Savio, ne avevamo parlato anche noi, questo il precedente più diretto. Coltellata e morsi dopo la lite interrotta, ferì padre e figlio, 18 mesi all'aggressore. La violenza del 2023 al Serpentone di Valmaura. I due erano intervenuti per fermare un 27enne brasiliano che stava picchiando un altro giovane. L'imputato aveva assestato un fendente in faccia al genitore e addentato la mano al ragazzo. Calunnia l'autista, dopo l'urto motociclista patteggia la pena. L'incidente nel giugno del 24 a Santa Croce. Questa è la pagina appunto della cronaca giudiziaria. Sull'attentato incendiario alla Startech si indaga per danneggiamento e minacce. Gli stipendi attesi domani, altrimenti stato d'agitazione. E su questo aspetto, non tanto sulle indagini che comunque proseguono nel più stretto riserbo, ma sul fatto che ieri c'è stata l'assemblea all'interno della Startech da parte dei lavoratori insieme ai sindacati per decidere insomma un po' il da farsi, in attesa di avere domani, come promesso appunto dall'azienda, gli stipendi arretrati di aprile. Abbiamo realizzato un servizio fuori dai cancelli dell'azienda, della ditta. Allora rivediamolo insieme. Un'assemblea molto partecipata di lavoratori e lavoratrici che vengono da anni di incertezza, di ammortizzatori sociali, di preoccupazione rispetto al loro futuro, che avevano finalmente tirato un respiro di sollievo alla fine dello scorso anno e che oggi sono seriamente preoccupati della situazione. Volti tesi e preoccupati alla partecipata assemblea dei lavoratori Startech di questa mattina. I sindacati hanno riferito dell'incontro di ieri che non ha fornito le risposte sperate, in particolare sul futuro del piano industriale e sui finanziatori, tanto che i dipendenti hanno annunciato possibili azioni di protesta se gli stipendi d'aprile non saranno erogati entro venerdì, come promesso dall'amministratore delegato sia ai sindacati che alle istituzioni. Abbiamo deciso e votato che qualora gli stipendi, che saranno il primo banco di prova delle promesse, degli impegni che l'azienda ha assunto, venerdì non fossero pagati, apriremo subito uno stato di agitazione e decideremo assieme le iniziative da fare. C'è grande preoccupazione, abbiamo visto facce tirate, insomma c'è forte preoccupazione di una situazione che sembrava essere risolta nel migliore dei modi, che improvvisamente ha fatto tanti passi indietro. È chiaro che c'è attesa, c'è ovviamente rabbia per quello che sta succedendo in questi giorni, ma anche la speranza che possa essere, diciamo, un brutto temporale che passa. Ecco. C'è un misto di smarrimento, una consapevolezza, ed è veramente strana questa cosa qua, perché il fatto stesso che gli stipendi non siano arrivati smarrisce le persone, soprattutto perché siamo in una situazione di un ammortizzatore e quindi c'è la gente che è penalizzata. Resta il fatto che comunque noi chiediamo rispetto per i lavoratori, rispetto per i sindacati, perché certe informazioni devono essere chiare e puntuali.
Allora, torniamo sempre tra le pagine del Piccolo, andiamo a vedere che si è risolto il mistero di via Gozzi, ne avevamo parlato anche noi, l'anziana morta per un malore, i risultati degli accertamenti, si è trattato di una morte solitaria. Ancora il caso di cronaca invece di ieri, la serra professionale era in casa, così il pusher coltivava marijuana, sono 9 le piante sequestrate al 42enne arrestato nell'aprile scorso, il 18 aprile scorso. Allora, rivediamo insieme il nostro servizio. Durante un normale controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Trieste Borgo San Sergio hanno fermato lo scorso 18 aprile, la notizia è stata resa nota solo oggi, un uomo che aveva reagito in maniera piuttosto nervosa. Insospettiti, i militari dell'Arma lo hanno sottoposto a perquisizione personale, rinvenendogli addosso quasi 6 grammi di marijuana. I carabinieri hanno quindi effettuato una perquisizione domiciliare. Nell'appartamento dell'uomo, un 42enne triestino, sono stati trovati altri 400 grammi di marijuana suddivisa in dosi e sacchetti termosaldati e financo una serra indoor all'interno della quale erano presenti 9 piante di cannabis in crescita. L'uomo utilizzava una piccola struttura chiusa con luci artificiali, pareti riflettenti e sistemi di areazione per garantire cicli rapidi e costanti, le condizioni ideali per riprodurre le piante gestendo luce, temperatura, umidità e ventilazione. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Il triestino era stato immediatamente posto agli arresti domiciliari, arresto convalidato dall'autorità giudiziaria la scorsa settimana. A Duino Aurisina invece i carabinieri della compagnia di Aurisina in collaborazione con la Pro Loco Mitreo hanno organizzato un incontro pubblico per sensibilizzare la popolazione in merito al problema delle truffe, con l'obiettivo di fornire ai cittadini strumenti pratici per orientarsi con maggiore consapevolezza fra i differenti canali di contatto in modo da individuare i segnali di rischio, ricordando di fare attenzione nell'aprire agli sconosciuti le porte di casa, diffidare delle apparenze e limitare la confidenza su telefono ed internet. A tutti è stato distribuito un opuscolo con le indicazioni più utili da seguire. Allora, andiamo ancora sul giornale, si parla di grandi concerti, qui vediamo una foto dannata, insomma, del gruppo dei Duran Duran in concerto in Piazza Unità davanti a 9.000 fan nel 2005. Qui c'è l'intervista all'assessore Rossi, che avevamo intervistato anche noi la scorsa settimana e ci aveva dato anche questa notizia per i Gorillaz, è già tutto esaurito praticamente, ma l'evento bis ci sarà con un famoso DJ, di cui però non ha ancora svelato il nome. Aruba ai 15.000 biglietti, Piazza Unità in un'altra data ospiterà anche un artista della scena dance, riservo sul nome. L'assessore Rossi, sulla seconda serata sarà uno spettacolo gratuito pensato per far divertire soprattutto i giovani. Addio grandi live al Rocco, il comune blocca tutto almeno fino all'estate 2028, quindi si vogliono evitare problemi legati alla sovrapposizione col calcio e alle sollecitazioni sul manto erboso. Se ne riparlerà fra 2 anni, quindi niente eventi quest'anno allo Stadio Rocco dopo il successo dello scorso anno dello show di Robbie Williams ad esempio, ma anche negli ultimi anni abbiamo visto diversi artisti succedersi appunto sul palco del Rocco. Elezioni, primi sondaggi, i 6 nomi tirati in ballo per il prossimo sindaco. A un anno dal voto SVG sta operando per un committente legato all'ambiente del PD locale, sottoposti profili di Russo, Gialuz e La Terza, a destra spicca Fedriga con Rosolén e Samer. Vediamo qui appunto i nomi tirati in ballo: Massimiliano Fedriga, Alessia Rosolén e Enrico Samer per il centrodestra, Francesco Russo, Mitia Gialuz e Riccardo La Terza per il centrosinistra. I sondaggi sono iniziati a partire da martedì. I triestini hanno iniziato a ricevere mail e telefonate da SVG con l'invito a esprimere il proprio orientamento di voto in vista delle elezioni comunali del 2027. Porticciolo chiuso fino ad agosto, trovate 21 anomalie nel fondale, ne avevamo parlato un paio di giorni fa, la bonifica degli ordigni bellici di Barcola, c'è l'intesa per gli ormeggi temporanei in Portovecchio, Scocimarro, ristori dalla regione, qui vediamo la affollata riunione
di ieri appunto dell'incontro con i titolari degli ormeggi e le analisi dell'OGS e gli ordigni, le 17 granate, l'imprevisto insomma che era già stato trovato. L'alternativa Molo Zero ha una banchina alta e l'attracco all'inglese, oltre 200 le imbarcazioni sfrattate. Vediamo ancora un attimo la pagina di Duino Aurisina, Carso e Muggia. Allora, sapori e storia e identità, torna la marcia Coisce, l'evento trasfrontaliero di Duino Aurisina che racconta così l'unicità del Carso. Parte del tracciato includerà il percorso del museo aperto del Monte Ermada e poi Ures Pacor presidente, la sfida è aiutare i giovani a crescere. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta, ricominciamo la nostra rassegna stampa, andiamo a vedere ancora, come vi dicevo prima, il cinquantennale del terremoto in Friuli. Ci sono stati gli interventi, oltre che del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio, anche del Presidente della Regione Federica. Dalla tragedia un esempio di autonomia e coesione istituzionale. Ancora il Presidente del Consiglio regionale Bordin, la specialità tradotta in responsabilità nell'impegno quotidiano, e poi le testimonianze drammatiche. Stringevo Gabriele sotto le macerie, poi il suo cuore smise di battere. Ricordo di Carme Boezio, la mia forza è la fede, so che lo rivedrò. Gli angeli di Guastice sono tornati a Gemona, gli artefici della rinascita. I ricordi dei soccorritori giunti da tutta Italia subito dopo il sisma. Allora 17enni o 18enni risposero all'appello del loro parroco e partirono in treno da Livorno per prestare aiuto alla popolazione. Sorpresa Trump, nuovo piano USA, se l'Iran accetta finisce la guerra. Questo per la crisi internazionale. Teheran pronta a concessioni ma resiste alla furia degli Stati Uniti, e qui vediamo una donna che sventola una bandiera iraniana appunto nella capitale. Leone attende Rubio, l'incontro in Vaticano al fianco delle vittime, dice. Il Papa è fiducioso e auspica comprensione reciproca. Borse in rally, l'ottimismo dei mercati, crollano gas e petrolio. Vandalizzata una statua soldato IDF nella bufera, una sigaretta in bocca alla Vergine Maria. Kiev accusa tregua violata a Mosca verso la parata militare. Zelensky denuncia oltre 1820 attacchi. Ponte del 1° maggio con turisti in calo del 13%. Per quanto riguarda l'economia e il territorio dell'Istria, Quarnero e Dalmazia, le cause, la possibilità di sfruttare solo un weekend lungo e il contesto economico, ma il premier Plenković richiama gli operatori a una politica dei prezzi più equilibrata. C'è questo problema appunto dell'aumento dei prezzi anche oltre confine. Gli italiani di Zara aprono la loro casa a Palazzo Borelli. Andiamo ancora a Lubiana, prima bozza di coalizione, ma Janscia mancano 3 deputati. Il leader di centrodestra annuncia l'accordo su un programma di 20 punti, consultazioni aperte fino al 19 maggio. Ancora avanti, sempre sul piccolo, si parla della Biennale. Buttafuoco non fa passi indietro, noi liberi, audaci e autonomi, non selezioniamo passaporti. Il Presidente sotto attacco da settimane spara a zero sulla politica e rivendica le scelte contestate. Questo è un giardino di pace, non un recinto. La censura soddisfa l'ego di chi sta comodo in casa. Quegli spazi di dignità che la storia veneziana custodisce da secoli, e l'approfondimento sempre sulla Biennale. Vertice tra i leader della maggioranza, la legge elettorale adesso è la priorità. Meloni convoca Lupi e i vice premier Tajani e Salvini, 1 ora e mezzo a Palazzo Chigi e stallo sulle nomine. Il centrodestra tira dritto sulla riforma della legge elettorale, aprendo un dialogo con le opposizioni su qualche modifica. Vediamo anche Mediaset e Berlinguer denunciati da Nordio per la vicenda Minetti. Consalvo prende la guida di TTP, nuovo patto
patto tra crociere e città. Il presidente del porto al vertice della società dopo Madriz, allo studio l'ipotesi di spostamento del terminal. Ieri abbiamo intervistato il presidente dell'autorità portuale di Trieste Monfalcone, Consalvo, che ci ha raccontato a margine di un convegno sulla portualità anche le difficoltà internazionali a partire proprio dalla questione dello stretto di Hormuz. Sentiamolo. Preoccupa questa acuirsi potenziale della crisi energetica. Chiaramente noi siamo molto vincolati anche a Suez, quindi quando ci sarà effettivamente uno sblocco completo, oggi Suez lavora circa il 30%, e allora per noi sarà un grande vantaggio. Fino a quando ci sarà un lavoro ridotto, diciamo, di Suez, saremo in difficoltà. Nonostante il sistema regga anche in virtù del legame a livello di traffici fra il porto di Trieste e i mercati forti dell'Europa centrale e orientale, non si può ignorare la situazione dello stretto di Suez e la durata del conflitto in Medio Oriente con la conseguente crisi energetica. È l'analisi di Marco Consalvo, presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, a margine di un convegno dedicato alla portualità, ospitato all'Università degli Studi di Trieste. Ad oggi, comunque, il dato sui traffici è positivo. No, è chiaro che l'effetto, soprattutto sui costi energetici, sta impattando sul costo dei noli, sul costo dei trasporti, sia soprattutto quelli terrestri. In ogni caso i numeri anche di aprile non sono affatto male, vediamo, ancora un po' presto. È chiaro che abbiamo questa incognita della durata, della profondità e dell'estensione di questo conflitto e di questa crisi internazionale, che può avere, sta già avendo, ma può avere effetti molto più ampi. Ancora una volta Consalvo rimarca l'importanza dello sblocco della stazione di Servola, perché rappresenta l'infrastruttura chiave per raddoppiare la capacità ferroviaria e logistica. Perché è fondamentale, senza Servola il porto non può avere sviluppo. Noi potremmo fare delle ottimizzazioni, ma un vero sviluppo non possiamo averlo senza la nuova stazione di Servola, che consentirebbe anche l'aggancio all'alta viabilità triestina e quindi un rapporto col territorio più efficace e migliore. E torniamo sul giornale, gestione autonoma del punto franco anche con la nascita di Porti d'Italia, ha detto sempre il presidente Consalvo. La procura cala gli audio contro Sempio, l'abbiamo visto negli altri, anche in tutti i quotidiani o quasi tutti, insomma, ho visto i video intimi, lei mi ha respinto, così avrebbe detto in questo audio, scusate. Nell'interrogatorio del commesso 38enne viene scoperta la carta a sorpresa dei PM. I legali può chiarire tutto. I protagonisti, vediamo, del caso Garlasco raccolti qui in questo specchietto. Il fratello di Chiara non ha dubbi, non può essere stato Andrea. Le intercettazioni inattese che riscrivono la vicenda. Una cimice posta in auto ha dato il via alla svolta. Vediamo ancora sempre sul piccolo la pagina dell'economia, c'è una bufera globale sui costi per le imprese, l'Europa deve agire ora. Ancora andiamo a vedere la pagina di Gorizia e Monfalcone, dopo tutto l'inserto del weekend che troviamo ogni giovedì sul piccolo, eccola qui Gorizia, salgono a 115 le telecamere in città, sorvegliati tutti gli edifici scolastici. L'anno scorso erano 80 dispositivi, più 43%, ampliati i punti sensibili, lo scopo è la deterrenza. Punti di ripresa potenziati nell'area della sinagoga e alla stazione ferroviaria. Vediamo anche cultura e tecnologia, ritorno del Gorizia Digital History Festival, ancora la polizia locale in sciopero nel giorno di Cremonini, il caso a proclamarlo il Sapol che chiede rinforzi e più sicurezza per gli agenti al lavoro, del Sordi pronti al dialogo dal prefetto, ma non si esclude la precettazione.
Monfalcone, ticket a Marina Iulia, conto alla rovescia, corsa per la segnaletica. La stesura delle strisce blu è attesa la prossima settimana, parcometri in arrivo, i cartelli invece sono già installati, a pagamento 180 stalli fino al 15 settembre. La polizia locale entra in classe, allievi alle prese coi simulatori. Torniamo nella provincia di Trieste. A Muggia, definite le regole dal fotovoltaico fino ai serramenti, il Consiglio Comunale approva una mozione del centro-sinistra emendata dal centro-destra per definire l'installazione degli impianti nel centro storico. Ancora Truffa Academy, un metodo infallibile per difendersi dalle truffe mentre si ridi come disgraziai. Ne abbiamo parlato anche noi ieri, questa bella iniziativa per porre l'attenzione sul fenomeno delle truffe che sono sempre più frequenti. Sono scesi in campo anche Maxino e Furian, ieri la presentazione insieme agli assessori regionale Roberti e comunale De Gavardo proprio di questa iniziativa dedicata alla lotta alle truffe. Forse possiamo rivedere insieme il nostro servizio, lo rivedremo magari più avanti. Eccolo qui, adesso lo possiamo vedere insieme. Risate, sketch e parodie per imparare a riconoscere le truffe prima che sia troppo tardi. Al Teatro Bobbio di Trieste arriva Truffa Academy, lo spettacolo ideato dalla polizia locale assieme al duo comico Maxino e Flavio Furian per sensibilizzare i cittadini sui raggiri più diffusi, da quelli telefonici alle truffe online. L'appuntamento è per giovedì 14 maggio alle 18, a ingresso libero fino a esaurimento posti. Sul palco, insieme ai due protagonisti, saliranno anche Elisa Bombacigno, Raffaele Prestinenzi e Ornella Serafini. Attraverso situazioni ironiche e scene volutamente sopra le righe, lo spettacolo mostrerà i meccanismi con cui i truffatori riescono a manipolare le vittime, facendo leva soprattutto su paura, urgenza e fragilità emotiva. Un linguaggio leggero ma con un obiettivo preciso: aiutare le persone a riconoscere i segnali di pericolo e difendersi. È un nuovo canale di comunicazione che abbiamo deciso di aprire per intercettare ancora nuove fasce di popolazione e coinvolgerle su questo tema delle truffe. Trattare questi argomenti in modo divertente probabilmente è il modo giusto per raggiungere il risultato finale di sensibilizzazione e di contrasto alle truffe. L'iniziativa rientra nel progetto SOS Truffe, avviato dal Comune di Trieste nel 2025 per promuovere la cultura della prevenzione. Negli ultimi mesi la campagna ha coinvolto media, autobus cittadini, incontri pubblici e attività informative nelle circoscrizioni con lo slogan Riconosci, previeni, denuncia. Tutto nasce da un'importante collaborazione tra la polizia locale, che da sempre presidia questi argomenti come tutte le forze dell'ordine, e 5 performers che hanno saputo utilizzare le esperienze e le professionalità della nostra polizia locale, le loro conoscenze del territorio e concretizzarle in uno spettacolo teatrale veramente molto divertente. Con Truffa Academy la prevenzione esce dagli uffici e sale sul palcoscenico, una lezione di sicurezza travestita da commedia dove la comicità diventa uno scudo contro gli inganni di ogni giorno. Invito tutti il 14 maggio alle ore 18, Teatro Bobbio, ingresso gratuito, ci sarà uno spettacolo divertentissimo che si chiamerà Truffa Academy. Torniamo sulla pagina della Cultura e Spettacoli e vediamo che ci sarà la giornalista e scrittrice De Gregorio, Concetta De Gregorio, la fiducia è l'antidoto alla paura, le relazioni sono terapeutiche, dice la scrittrice oggi a Trieste per il via al Festival Scienza e Virgola. Nel nuovo libro La cura, l'invito a non cedere alla solitudine. Questa è l'intervista di Mary Barbara Tolusso qui sul Piccolo, vediamo la scrittrice in una foto. Ancora sempre Violetta raccontata dalla fidata cameriera, la storia della Traviata in un atto unico al ridotto del Verdi. Sul Colle di San Giusto l'archivio a cielo aperto delle memorie triestine, vediamo 100 anni fa veniva inaugurato il Parco della Rimembranza, specchio di una città di frontiera lacerata dal Novecento. E ancora sempre per gli spettacoli, 1 chilometro di anni di Rigoni, la felicità, storia ironica di un amore di mezza età al Teatro Bobbio, mentre al Verdi ci sarà
Romeo e Giulietta, di cui abbiamo parlato ieri in un servizio, sarà al Teatro Verdi, ma è lo spettacolo proprio prodotto dallo stabile del Friuli Venezia Giulia, quindi da Rossetti. Allora rivediamo insieme il servizio di Umberto Posazzi. Il sipario si alza su 2 cadaveri impiccati, quindi una serie di retroproiezioni trasportano lo spettatore in un luogo che inequivocabilmente, soprattutto al pubblico triestino, non può non rimandare alla guerra dei Balcani. Agiranno qui i protagonisti di una delle produzioni più attese dello stabile regionale, il Romeo e Giulietta di William Shakespeare, che sarà in scena al Verdi da sabato 9 in alternanza con l'opera di Gounod, un progetto a dir poco intrigante. Diretto da Paolo Valerio, in cabina di regia anche per la lirica, lo spettacolo, oggi vi è stata la prova in costume e filata, racconta la vicenda immortale e infinita immaginata dal bardo con un piglio che si annuncia non tanto giovanilistico ma il più contemporaneo possibile, puntando su una scenografia particolarmente coinvolgente firmata Francesca Tunno, che molto duplica, e nella scena del ballo su melodie facilmente riconducibili a territori a noi viciniori. Giovani sono gli attori, come è giusto che sia, e chissà che la scelta non sia stata in qualche modo rafforzata anche dagli incontri che il direttore dello stabile ha avuto nei mesi scorsi con gli studenti delle superiori, che non possono non aver incontrato la sensibilità di una persona come Paolo Valerio. Ad un primo sguardo i ragazzi, tutti professionisti intendiamoci, sembrano molto liberi di muoversi e gesticolare. Sarà bello per gli spettatori conoscere dunque il Romeo di Giacomo Albaitz Cohen, la Giulietta di Francesca Truci e il Mercuzio di Pietro Sparvoli, laddove la nutrice di Fulvio Falzarano già si fa ricordare. Allora andiamo ora alla pagina sportiva, vediamo che c'è appunto lo sport, le prove di dialogo. Ieri ne abbiamo dato conto anche noi per quanto riguarda il basket. Il sindaco ha incontrato Arcieri, insomma, per quanto riguarda la pallacanestro Trieste, prove di dialogo, consegna del silenzio sull'incontro tra Comune e pallacanestro Trieste, trattative sul Pallarubini. La prossima settimana si replica, c'era anche l'assessore Lodi a questo incontro. Allora rivediamo insieme il servizio di Gianluca Paladini. Vertice in comune fra il sindaco Roberto Di Piazza, l'assessore allo sport Elisa Lodi e il general manager della pallacanestro Trieste Michael Arcieri. Un incontro sul tema della tranche dei contributi destinati alla società sportiva per la gestione del palazzetto nella stagione 2025-2026, i 342.000 euro che il comune aveva congelato in attesa di ricevere la documentazione relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica e finanziario per la gestione della prossima stagione. Ma l'incontro è durato pochissimo. Ci rivedremo dopo la partita di domenica, quella con Cremona, ha detto il sindaco ai giornalisti al termine del vertice. Dunque riunione aggiornata alla prossima settimana. Ma si è parlato solo di questo? Proprio ieri mattina, in diretta Sveglia Trieste, il sindaco aveva dichiarato di essere disposto a scendere in campo, con già presenti degli sponsor, per garantire il basket a Trieste, qualora diventasse certa la volontà del presidente della società, Paul Matiasic, di trasferire il titolo sportivo. Quindi Di Piazza aveva annunciato l'incontro con Arcieri. Cari triestini, sono pronto a tutto. Domani alle 14 ricevo Arcieri e a quel punto, come ho fatto mi sembra nel 2002, nel 2003 che sono diventato presidente e abbiamo salvato il basket eccetera, sono pronto a tutto. Vediamo domani alle 14 con Arcieri. A quanto pare però di questo non si sarebbe parlato. Sempre ieri nel pomeriggio ecco che anche la regione aveva detto la sua. L'ente si sta muovendo con riservatezza per garantire il futuro del basket a Trieste. Parole del vicepresidente della giunta regionale e assessore allo sport Mario Anzil, riprese poi anche dal governatore Massimiliano Fedriga. Supporteremo ovviamente qualsiasi iniziativa volta a garantire che la pallacanestro a Trieste, che io ricordo Trieste è la seconda piazza più importante d'Italia a livello di numeri, quindi sarebbe un danno penso anche per la Lega stessa veder penalizzata in modo così una piazza così importante. Continuiamo a lavorare, dopodiché, lo dico con chiarezza, io sono abituato a parlare quando ho delle certezze. Dunque, cosa succederà? Intanto godiamoci la partita con Cremona.
Allora andiamo avanti, sempre nello sport. A Truia l'impresa del Futurosa, la forza di un gruppo coeso capace di reagire alle difficoltà per il basket femminile under 17 e poi l'Unione ricaduta, altro deferimento stavolta a carico della nuova proprietà. Le inadempienze documentali non porteranno punti in meno, però ne abbiamo parlato anche noi ieri in un servizio, appunto una nuova tegola per la gestione proprio della Triestina. Rivediamo il servizio di Bernardo Gulotta. Nuovo passaggio davanti alla giustizia sportiva per la Triestina, chiamata ancora una volta a rispondere di irregolarità di natura amministrativa. Il deferimento arriva dalla Procura federale su segnalazione della Commissione indipendente di vigilanza sui conti delle società sportive e riguarda direttamente l'attuale gestione. Nel mirino gli amministratori delegati Marco Margiotta e Oliver Mark Sentner, ai quali viene contestato il mancato deposito, entro la scadenza del 31 marzo 2026, della documentazione economico-finanziaria prevista. Tra gli atti non presentati figurano le relazioni del collegio sindacale e del revisore legale, oltre ai documenti allegati al bilancio e alla semestrale, inclusi gli indicatori di liquidità, indebitamento e costo del lavoro, nonché i report consuntivi e le analisi sugli scostamenti rispetto al budget. Un quadro che secondo la Procura configura una violazione degli obblighi informativi richiesti alle società professionistiche. Insieme ai dirigenti è stata deferita anche la Triestina, chiamata a rispondere sia per responsabilità diretta sia per responsabilità propria. A differenza di precedenti vicende, il procedimento non coinvolge le gestioni passate, ma si concentra sull'attuale assetto societario, riaccendendo i riflettori sulla solidità e sulla trasparenza dei conti del club. Allora, torniamo sui giornali, qui siamo sul Corriere della Sera, si è parlato molto del caso e si sta parlando molto del caso Garlasco. Vidi il video di Chiara e Stasi, le chiese un incontro, lei rifiutò. Svolta nelle indagini, Sempio intercettato parla di un approccio fallito prima del delitto. Ieri non ha risposto ai PM. Marco Poggi difende l'amico, i legali di Alberto, si è commosso, dicono. Qui vediamo la ricostruzione del delitto. L'enigma Andrea impacciato simulatore, l'interesse sul web per stupri e abusi. Vediamo al volante imitava la voce della ragazza uccisa, tutti gli indizi contro Sempio, i carabinieri che fecero il sopralluogo, l'impronta 33 e la traccia del killer. Qui vediamo le 3 telefonate, l'accusato ha sempre detto che aveva fatto per errore le chiamate a casa Poggi, quasi una confessione, ma ora gli investigatori considerano le frasi del suo soliloquio in auto quasi appunto una confessione. Ancora avanti, sempre sul caso Garlasco, quelle frasi non dicono nulla, lui stava ripetendo in soliloquio le accuse che gli sono rivolte. Cataliotti, il legale di Sempio, dice sapeva di essere indagato e intercettato. Vediamo invece il primo piano sul Medio Oriente in fiamme, Iran, la nuova proposta di pace degli Stati Uniti. Trump, se accettano, guerra finita. Dopo l'intesa 30 giorni per un accordo completo. In Cina dal omologo Wang. Allora, ancora sempre sul Corriere della Sera, Hormuz, uranio arricchito, sanzioni, i 14 punti degli Stati Uniti come base per trattare. La lista non piace al premier israeliano Netanyahu, il suo esercito si prepara alla guerra. In Libano è stato ucciso il capo di Hezbollah. Ancora sempre per quanto riguarda la guerra, minacce, tregue, tutti dietro front di The Donald. Trump cerca un'uscita da vincente in Iran, ma ha raggiunto solo uno dei 5 obiettivi. Indiana, trionfano i fedelissimi del tycoon, il test in vista del midterm. Ancora sempre sul Corriere, intatte le capacità nucleari di Teheran, può avere la bomba in un anno. Fonti di intelligence USA smentiscono le tesi ottimistiche della Casa Bianca. Hegseth, speculazioni. Meloni e la linea sugli Stati Uniti, dialogo ma in asse con i big dell'Unione Europea. Il vertice Palazzo Chigi prima dell'arrivo di Rubio. Spinta sul nucleare contro il caro energia. Noi con le vittime, Leone contro la guerra e Trump non importa che io lo renda felice. Il Papa insiste, oggi riceverà il segretario di Stato americano. Qui lo vediamo in un'immagine in piazza San Pietro.
Pietro, anche ai tempi dell'Iraq Wojtyła restò fermo, la storia gli dette ragione. Filoni con gli USA la porta del confronto è sempre aperta. Siamo alla politica italiana e al caso biennale. Il giorno delle proteste butta fuoco, avanti con audacia, Femen, Pussy Riot e attivisti ucraini, tensioni per Mosca. Il presidente, noi prepariamo la pace. Sempre sullo stesso tema, la folla al padiglione russo anche per bere vodka e la vendetta del Saracino. L'intellettuale alla guida dell'esposizione ironizza su Giulici, sostiene. Legge elettorale, la premier in pressing, Meloni vuole accelerare, gli alleati però sono divisi sulle modifiche ed è stallo sulle nomine. Sullo stabilicum accuse offensive ma sì alla sintesi. La parola è Rosatellum, è l'attuale sistema elettorale italiano che porta il nome del primo firmatario, il triestino Ettore Rosato. Vediamo ancora Mattarella e Meloni a Gemona, l'abbiamo già visto anche nella prima parte, viene riportato anche qui sul Corriere della Sera. Da qui un modello d'unità per l'Italia. Il Presidente, il sisma in Friuli, i valori di solidarietà e coesione realizzati in modo esemplare. Qui vediamo appunto Mattarella e Meloni insieme al Presidente Fedriga. La tragedia nel terremoto di magnitudo 6,5 della scala Richter, persero la vita 990 persone, in realtà due di meno. Da Francesco a Leone, la Chiesa di fronte ai suoi nemici. Il libro di Marco da Milano, Noi siamo i tempi. Questo è il reportage appunto su questo anniversario. Caso MPS, infine la maggioranza e le chat decidano i vertici di Camera e Senato. Il centrodestra frena sulle audizioni in giunta dopo le richieste della Procura di Milano. Ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria. Fra poco sarà con noi Alberto Pasino della lista Russo.Franco, consigliere comunale. Fra poco. Bentornati in diretta, 8:04 del mattino, diamo subito il buongiorno a Alberto Pasino, lista Russo.Franco, consigliere comunale, buongiorno, ben arrivato. Grazie dottoressa Buccarella dell'invito e un buongiorno a chi ci ascolta e guarda da casa. Grazie di essere qui. Allora, poi leggeremo anche qualche mail, stanno arrivando le prime mail dei nostri telespettatori. Volevo iniziare parlando dell'ennesimo episodio di violenza in prima pagina, insomma, del Piccolo oggi, sulla pagina appunto della cronaca di Trieste, questa aggressione da parte di un minorenne, pare arrivato insomma da fuori rispetto a questo istituto scolastico che è il Rossetti di via Zandonai, che oggi ospita la media Caprin. Picchia studente e docente fuori da scuola, violenza giovanile ormai un'emergenza, questo è il titolo, ne avevamo parlato anche noi ieri, le indagini sono ancora in corso, ma pare insomma che sia arrivato questo ragazzo, questo giovane a bordo di uno scooter, forse senza targa, e abbia appunto malmenato un suo coetaneo, insomma un poco più giovane di lui, e anche una docente che stava cercando di intervenire, no, per aiutarlo. Poi c'è anche l'intervista al preside della scuola che dice insomma delle frasi molto, molto significative, no, su questo fenomeno, sul fenomeno in generale. Dunque è indubbio che stiamo assistendo a fenomeni di violenza inconsueti per i nostri tempi. C'è una necessità di maggior sicurezza che viene reclamata da giovani e anziani. C'è bisogno soprattutto di trovare delle ricette adeguate per affrontare queste necessità. Si badi, fenomeni di questo tipo, seppur diversi nel modo di atteggiarsi, sono sempre esistiti. Io quando ero ragazzino
frequentavo insomma le scuole qua a Trieste, ho imparato cosa significasse la parola biava, una delle prime parole che ho imparato, perché la biava era una cosa che ci si dava reciprocamente. Io ero poco incline a questo genere di attività, ma c'è sempre stata. Il punto è che adesso è declinata in modo diverso, cioè se una volta c'erano contrasti sociali, c'erano linee di frattura tra zone cittadine dove c'era la piccola borghesia o invece ceti meno economicamente fortunati, e lì dove si incontravano era facile tra i giovani entrare in attrito, ma era un fenomeno tutto domestico. Adesso ciò a cui si assiste è l'incontro tra diciamo, componenti sociali disomogenee, anche in questo caso disomogenee, ma su cui è difficile operare un controllo. Occorrono diversi strumenti e quindi bene una riforma che punisca in modo severo, ad esempio, chi ha coltelli con sé, però al contempo è fondamentale porsi con lo stesso approccio che ha il preside di questo istituto scolastico, che dice una cosa importantissima, dice questo, adesso non riporto le parole esatte, però il concetto che esprime questo: è un fenomeno che dobbiamo analizzare, studiare per poter affrontare in chiave educativa. Cioè chi comprende, chi conosce il mestiere applica una logica che è la prima logica che dobbiamo applicare, perché se la logica sanzionatoria o preventiva in una chiave anche di coercizione, cioè per parole povere mandare più polizia, avere come chiedevamo in campagna elettorale 5 anni or sono, il vigile di quartiere, cioè avere persone in divisa che la mia generazione ha visto, perché noi avevamo il vigile di quartiere che me ne ricordo perfettamente la figura austera e autorevole, certamente capace quantomeno di indurre ad un certo rispetto, a una condotta meno disordinata. Oltre a questo è assolutamente essenziale trovare strumenti congrui con i tempi che stiamo vivendo e quindi capaci di far arrivare l'educazione dei ragazzi quindi una maggiore integrazione sociale anche verso coloro che in questo momento sono esclusi, perché questa è la ricetta per stare meglio un domani, cioè noi dobbiamo formare questi ragazzi, anche i più indisciplinati, affinché quando avranno 30-40 anni siano quelli che ho visto anch'io, cioè io ho visto ragazzi che erano indisciplinatissimi da adolescenti e che sono diventati ottimi padri di famiglia, ma questa è l'operazione da fare ed è la grande responsabilità che ha la politica. La politica. E mi si consente, chiudo, che non può rifuggire o non si può annidare o arroccarsi in facili slogan che servono per il consenso ma non servono per il futuro del Paese. Anche perché quando si parla di comprensione del fenomeno scatta spesso l'interpretazione comprensione, quindi educazione, scatta spesso l'associazione al buonismo. Cioè, no? Ma è perfetto. No, ma ecco, grazie. Perfetto, non sto parlando di quello. Non stiamo parlando di questo. Neppure un po'. Cioè, sto dicendo, no, quello non è un atteggiamento corretto perché anche sotto il profilo educativo è radicalmente sbagliato. Cioè, il tema è analizzare gli strumenti, cioè analizzare il fenomeno, comprendere gli strumenti da utilizzare, comprendere che gli strumenti sono plurimi, cioè questo è il punto. E la tendenza diciamo così, delle due fazioni estreme a escludere la validità dello strumento altrui è quella a cui noi dobbiamo porre rimedio, cioè noi dobbiamo dire c'è senza dubbio necessità
di una vigilanza, di una, ripeto, utilizzo di strumenti coercitivi, di più codice penale. Questo lo ricordo ogni volta che vengo qui in trasmissione, lo ha detto il procuratore capo della Repubblica in occasione di un'intervista alcuni mesi or sono sulle colonne del nostro quotidiano, ma è assolutamente essenziale e complementare un percorso che auspichiamo sia preventivo anch'esso e non sia cioè la rieducazione del carcere o del carcere minorile o laddove o comunque dell'istituto di reclusione, che sia invece preventivo, cioè cercare attraverso lo sport, cioè Trieste ha delle eccellenze attraverso i ricreatori, attraverso insomma un'opera che richiede, devo dire, anche fantasia, cioè il problema grosso che in questo momento l'Italia sta affrontando è che sta affrontando un fenomeno relativamente nuovo, cioè perché abbiamo avuto l'immigrazione, cioè uno andrebbe a Milano o a Torino a chiedere come si è fatto a integrare la migrazione che arrivava dal meridione d'Italia negli anni del boom economico, e già quello probabilmente può essere fecondo, però lì c'erano molti temi comuni, cioè c'era per esempio la religione aveva ancora un ruolo aggregativo importante. Adesso è inutile che agitiamo il tema cristiano, e lo dico da cattolico praticante, se poi di fatto chi spesso evoca il crocifisso in chiesa neppure ci va. Quindi cioè, alle volte diventa una sorta di strumento evocato solo allo scopo di diventare contropositivo. Cioè noi quella volta avevamo degli strumenti, il punto è che adesso dobbiamo mettere in campo altri strumenti, però con il medesimo fine di rendere la società italiana plurima, perché lo sarà, ma anche armoniosa e omogenea. Cioè questa è la grande sfida, perché, e chiudo, il melting pot statunitense che si nascondeva un po' dietro l'American Dream, sappiamo che ha funzionato poco proprio perché non c'è stato questo fenomeno di integrazione piena, no? Quindi ci sono il WASP, White Anglo-Saxon Protestant, mantiene una posizione di dominio, ma altre componenti sociali afroamericani o latinoamericani hanno una posizione marginale. Noi in qualche modo dovremmo seguire l'esempio di altri paesi dove questa integrazione ha avuto maggior successo, e magari, fatemi dire, essere noi i leader, cioè essere noi un modello per gli altri paesi. Un modello per gli altri paesi. Sicuramente tutti questi temi rientreranno poi nella prossima campagna elettorale, Pasino, no? Perché insomma siamo ormai alle porte. mi pare evidente. Probabilmente già anche cominciata, quindi oggi per esempio sul Piccolo c'è questa operazione, un committente legato all'ambiente del Partito Democratico locale ha commissionato insomma questo sondaggio a SVG, escono i primi nomi, si fanno i primi nomi e si vedrà insomma quale sarà il gradimento su questi nomi proposti, no? Abbiamo visto anche il vostro Francesco Russo, il presidente della Barcolana, Gialuz, il municipalista viene definito Riccardo Laterza, invece per il centrodestra Fedriga, Rosolén e l'imprenditore Samer. No? Quindi questi sono i nomi in campo per il momento. Beh, io credo che intanto è bene cominciare a ragionare sul profilo di persona che guiderà la coalizione progressista, così come è giusto che il centrodestra ragioni sul proprio leader, perché è chiaro, noi crediamo, e io credo che il tema programmatico sia prioritario, nel senso che sarebbe come dire, parlando di basket o di calcio, dobbiamo prima il Paron deve pensare che tipo di squadra vuole, se è votata all'attacco, se è destinata ad andare in Champions o se deve salvarsi in Serie B, e in base a questa formula pensata assieme alle altre componenti sociali che si radunano attorno al proprio schieramento politico, a quel punto pensare chi è il miglior coach
da mettere a capo di quella squadra, e quindi questo ci aiuta a comprendere come non sia mero rito politico quello di dire che c'è bisogno prima del programma e poi del candidato, perché io penso che ciascuna delle persone indicate su cui ci si è interrogati in questo sondaggio siano persone degnissime e meritevoli di una fiducia da parte dell'elettorato, ovviamente insomma, secondo le proprie sensibilità. Il punto fondamentale è che città si vuole costruire, e allora a seconda del tipo di progettualità può essere più adatta una persona rispetto all'altra, e quindi già il cadere nel tranello di dire secondo me Tizio va meglio che Sempronio diciamo è rischioso, perché non sappiamo se poi la sua squadra giocherà nel modo che vuole lui. Quindi io auguro a ciascuno dei due schieramenti di saper esprimere la persona più adatta per dare alla nostra città un futuro nuovo. Cioè quello che provo con rammarico è la sensazione di aver perduto 5 anni della mia vita, cioè questi 5 anni per Trieste non sono stati determinanti. Io ricordo con quanta lealtà Giorgio Rossi disse in occasione, credo, in una seduta di commissione in cui si discuteva del bilancio, disse il turismo, l'industria del turismo è una soluzione ponte, e non disse in vista di cosa, ma parlò di soluzione ponte. Significa che c'è la consapevolezza che Trieste in questo momento non è ciò che sarà. Io dubito che Trieste potrà essere soltanto una città turistica, credo invece che sia sulla faglia di molte dinamiche politiche, sociali, geopolitiche ed economiche, e sarebbe veramente sbagliato ridurre la nostra posizione così promettente sotto molti profili a quella di una città turistica. Quindi questo è il tema, e allora tra quelle 6 persone qual è la più adatta a traghettare la città da questa stasi, perché me lo si consenta, ripeto, io sono deluso perché ho sempre giocato in campo, sono stato 5 anni in panchina, perché essendo all'opposizione, ma ho l'impressione che in panchina siano stati molti anche della maggioranza, e cioè che metaforicamente l'espressione dello stare in panchina valga anche per molti di coloro che hanno avuto anche ruoli di responsabilità, più per la mancanza di una visione che non per la mancanza di buona volontà che certamente ciascuno di costoro aveva. Quindi io appunto finisco con un augurio alla città di sapere esprimere una sua idealità e progettualità sul futuro, e le due coalizioni a scegliere un idoneo candidato. Allora, c'è una telefonata in arrivo, la sentiamo, buongiorno. Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e al suo ospite, sono sempre Fulvio. Sempre Fulvio, allora, buongiorno. Dico io all'esimio principe del foro chi ci vorrebbe, una persona onesta, una persona che dica quali sono le peculiarità del territorio libero di Trieste. E a Trieste purtroppo non c'è un politico onesto. Non sono al servizio della cittadinanza, sono al servizio dei partiti o della loro convenienza. E guardi che la mia scenescenza sì, sta avanzando come anche che dare dei disonesti a tutti i politici non è accettabile. Scusi, guardi che lei ha detto che tutti i politici sono disonesti. Questo non è accettabile ed è passibile di querela. È passibile di querela. No, la interrompo per aiutarla a non subire una querela. Per favore, si corregga. Sulla questione del territorio libero, no, lei ha detto che sono disonesti a servizio o dei partiti o dei loro interessi personali. Si corregga subito. Sulla questione del territorio libero non ho detto no. persone. Abbiamo le registrazioni. Cos'è? Abbiamo le registrazioni, si scusi. Sì, mi scuso se allora non ho anteposto prima il territorio libero. Intendeva dire allora esclusivamente sulla questione del TLT. Non dite la verità.
Avvocato sul l'abbiamo territorio chiarito, libero, va bene. non dite la verità. Per cortesia, lei che è avvocato mi tiri fuori la legge 3054 del 52 e spieghi alla cittadinanza cosa vuol dire. Capito. È semplice, io non chiedo una sua opinione, io non chiedo una sua teoria, io chiedo semplicemente, voi siete stati eletti, chi è andato a votare, per servire la città e la cittadinanza. La città di Trieste, che è territorio libero dal 15 settembre 1947, l'ha detto lei, che geopoliticamente Trieste ha una valenza molto ampia e molto grande. Quindi spieghi da cosa deriva questa valenza, dagli allegati del trattato di pace. Addirittura nel 2020, tra cui Giacomelli, Dalucar, su 6 di loro che hanno chiesto con un emendamento l'allegato ottavo. Lei sa benissimo che sia da un contratto e tanto più da un trattato multilaterale non è che si può estrapolare quello che serve. Non è che si può estrapolare o è tutto o non è niente. Quindi per Capito, cortesia, quello che spieghi la legge 3054 del 52, nient'altro. Grazie, lei, avvocato, Fulvio. saprà certamente, ha una dialettica Grazie. molto migliore della mia. Buona giornata. Allora, ha fatto bene insomma a limitare questo, diciamo così, perché attacco generalizzato, non, no, si alla può, politica. non si può impunemente dare dei disonesti a tutti coloro che fanno politica. ha chiarito La verità è il però, contrario. ecco. La verità è il contrario, che di norma chi fa politica lo fa per generosità e poi ci sono le mele marce. Come in ogni contesto. Sul tema del territorio libero, certo. Il territorio libero non esiste se non nella storia, giuridicamente non esiste più, perché è stato modificato il trattato che l'ha istituito, in particolare quando c'è stato il trattato di Osimo sono state cambiate le regole che prima prevedevano l'ipotesi che ci potesse essere, ora giuridicamente non c'è più e non è abusivo il fatto che Trieste faccia parte, e anzi è coerente con gli accordi internazionali, che Trieste faccia parte dello Stato italiano, in cui è un territorio libero di esprimere le proprie prerogative, tra le quali quelle del Porto Franco, comprese dalla parte ancora vigente dell'allegato ottavo. Ci sfiniremo a dire sta roba. A dire questo, in particolare poi che è la verità, che è la verità, questa è la verità. Cioè, vede, se sostenessi che la terra è piatta e dicessi, continuerò a ripeterlo fino a che un giudice non mi darà ragione, non ho ragione io, mai nessun giudice dirà che la terra è piatta. Cioè, dire una cosa fuori dalla storia e fuori dalla realtà, ripetere una cosa, questo è il gergo ed è la logica dei populismi, o peggio di chi diceva ripeti una menzogna, non voglio dire chi era perché mi spiace fare un paragone così duro, ma c'era chi diceva nella come dire, prassi politica di un partito che ha lasciato alla storia milioni di morti, diceva ripeti una bugia a sfinimento perché prima o poi le persone ci crederanno, ma quella non è la verità, quindi mi spiace, siamo noi obbedienti alla verità. Allora c'è il nostro Bernardo Gulotta in collegamento in diretta questa mattina, allora gli diamo subito la linea. Buongiorno Bernardo, a te la linea. Buongiorno dottor Gulotta. Buongiorno Laura, buongiorno a tutti i telespettatori e buongiorno all'onesto consigliere Pasino che è ospite in studio oggi. Ho sentito la telefonata di poco fa. Siamo in via Pindemonte, dove volevamo giusto dare uno sguardo all'avanzamento dei lavori che sono cominciati i primi di aprile. È passato poco meno di un mese da questo inizio dei lavori del cantiere.
per due importanti interventi. Il primo, il rifacimento del muro di contenimento che versava veramente in condizioni precarie, il secondo invece l'ammodernamento della scalinata. Poco fa abbiamo avuto un residente che abita qui dall'84, ci ha riferito e ci ha infatti anche visto con le telecamere, ci ha chiesto insomma la curiosità della presenza delle telecamere qui oggi. Gli ho spiegato che insomma questi lavori che ora Gianluca Valenta vi fa vedere erano attesi, e lui me lo ha confermato essendo qui residente da tanti anni, e che non sono soltanto propedeutici a un miglioramento strutturale ovviamente del muro, che era in cattive condizioni, e della scalinata, ma è anche un passaggio importante per accorciare il percorso di chi abita qui. Ci ha anche riferito questo residente che ci sono molti turisti che frequentano l'orto botanico, turisti che si spostano a piedi e che dalle mappe vedono una scalinata che in qualche modo permette di accorciare l'itinerario, e che però dopo la trovano chiusa e quindi sono obbligati a fare diversi giri che non erano probabilmente previsti e non erano neanche pronti probabilmente al percorso, che poi in verità si corregge molto brevemente allungando semplicemente un po' il giro. A causa della pioggia in questi giorni doveva essere infatti qui lunedì Gianluca Paladina, dopo il sopralluogo alla scala di via Guido Reni. A causa della pioggia il cantiere si è leggermente fermato perché le cattive condizioni non consentivano di poter lavorare in tranquillità e in sicurezza, però come vedete è tutto già in itinere. Anche i mezzi che sono qui testimoniano, oltre ai lavori già avviati, l'esecuzione di questo cantiere, che come dicevo poco fa era richiesto da diverso tempo e che non poteva a questo punto essere più rinviabile viste le condizioni del muro di contenimento. Un muro che aveva proprio una parte interna scavata e ammalorata. Facciamo passare il cittadino povero, non sapeva Gianluca che c'era un signore che passava, prego. Buongiorno. E quindi aveva necessità di essere preso subito sotto mano questo cantiere. Rientra all'interno di un circuito di lavori avviati dall'assessorato guidato dall'assessore Michele Babuder, che come abbiamo detto prima coinvolgono anche Scala di via Guido Reni e altri punti anche in rioni distanti. Non è un raggruppamento diciamo geografico o periferico, ma è semplicemente un elenco di priorità a cui l'assessorato e gli uffici e l'assessore stesso hanno dato esecuzione. Stanno procedendo, sono 90 giorni di lavori da cronoprogramma, quindi un mese circa passato. Se tutto andrà diciamo anche meteorologicamente parlando per il verso giusto, i lavori dovrebbero concludersi più o meno a fine giugno, inizio luglio. Laura, noi ti restituiamo la linea, ci ricollegheremo tra poco, se ci sono però domande siamo a disposizione. Grazie Bernardo, allora ci rivediamo più avanti. Ecco, grazie per far passare insomma i vari passanti di questa mattinata. Grazie a Bernardo Gulotta, ci dà conto di questi lavori come abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, no? Che stanno andando avanti, in particolare sulle scalinate di Trieste. C'è una telefonata in arrivo, la sentiamo. Pronto, buongiorno. Guardate, ho bisogno della xanamina. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? C'è qualcuno in linea? Allora, non sentiamo la telefonata, mi dicono che dobbiamo anche andare in pubblicità. Andiamo in pubblicità. Allora, ci vediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta, 8:34 del mattino, abbiamo al telefono qualcuno. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buondì, sono Ettore, volevo chiedere... Ettore, buongiorno. Sì, all'avvocato una cosa sola. Premetto che non sono della TLT, ma solo una curiosità. Prego. Visto che voi politici avete parecchie risposte in questo merito, volevo sapere se Trieste è italiana del tutto come tutte le altre città d'Italia o è solamente arrivata dal governo italiano. Ecco, grazie. Allora, no, c'è una risposta giuridica, risposta giuridica.
e credo che aiuti a comprendere bene il tema. Quando le merci entrano in Portofranco, hanno il visto uscire dal territorio doganale dell'Unione Europea. Cioè entrano in una zona in cui gran parte delle regole doganali dell'Unione Europea non si applicano. Ma se, e adesso invertiamo, no? La stessa cosa è quando le merci via nave arrivano in Portofranco, non sono ancora entrate nel territorio doganale dell'Unione Europea. Lo fanno quando varcano su camion, su treno, varcano il bordo del confine doganale che è a terra. Ma se su una nave fossero caricate armi, si applicherebbero le norme in materia di sicurezza e controllo del traffico delle armi dello Stato italiano. Esattamente, lo dissi in un'altra trasmissione, esattamente come se noi fossimo il territorio libero di Trieste, se si fosse verificata questa singolare eventualità, perché il territorio libero di Trieste sarebbe stato uno Stato, cioè avrebbe applicato proprie regole, ad esempio di sicurezza, anche a fronte del fatto che era una città franca. Cosa significa? Che in questo momento chi esercita le prerogative in materia di governo del territorio, sicurezza e applicazione delle regole dell'economia è lo Stato italiano, quindi ed esercita, cioè, ho fatto alcuni esempi ma molti altri ve ne sarebbero, il paese che esercita la propria sovranità sul territorio di Trieste è inequivocabilmente e ineluttabilmente lo Stato italiano, ma nel Portofranco di Trieste vigono peculiari regole che sono un vero splendore, su cui non mi soffermo perché insomma per il lungo, e che sono in effetti poco valorizzate, cioè alcune sono molto valorizzate. L'esempio più chiaro, i traghetti con la Turchia e speriamo anche con l'Egitto un domani, ma sicuramente con la Turchia, vengono a Trieste e non vanno invece altrove, perché qui vigono delle regole che consentono un traffico sostanzialmente illimitato di questi camion, cosa che non varrebbe in città non coperte dal regime di Portofranco, e così via, e ci sono molte altre di date sospese, ma ci sono varie altre prerogative peculiari e altre che non vengono ancora attuate che sarebbe opportuno attuare. Spero di aver risposto. Allora, leggiamo una mail, torniamo all'argomento di cui parlavamo prima, ovvero la gestione dei minori non accompagnati, che era parte, diciamo, del problema di cui si parlava, no? Salve, purtroppo, scrive Riccardo, a Trieste si è ragionato al contrario per risolvere i problemi gestionali dei minori non accompagnati. Spiego la cosa: in pratica, invece di esportare per altre città una meccanica gestionale funzionale, assistenti compresi una volta formati, hanno fatto arrivare in città i minori non accompagnati dalle altre città, e quello che si vive attualmente è l'evoluzione proprio di questo. Non bene, dice Riccardo. A me sembra un approccio molto affascinante questo, perché richiama per un verso capacità e prerogative di Trieste e soprattutto quelle qualità che sono richieste per affrontare un problema come quello dell'integrazione, e mette poi l'accento su un problema che ha fatto diciamo sviare o non ha consentito un utilizzo efficiente di queste risorse, creando un problema lì dove invece, proprio per l'esistenza di risorse efficaci, quel problema non si sarebbe dovuto verificare. Io non ho, cioè posso capire questo intervento, e mi pare di capire che in effetti sia così, nel senso che se ne lamentava anche, se ricordo bene, il sindaco di questo problema, e se c'è da parte dello Stato italiano una applicazione, diciamo, inopportuna o inefficace delle regole di distribuzione dei minori
E di questo senza dubbio il sindaco dovrebbe farsi carico, ma il tema è che gli interlocutori che ha, l'interlocutore principale è lo Stato italiano, non è Cosolini, cioè, il problema di tutto questo, cioè per dire no, sentiva anche ieri, ci sono i problemi in questo, ci sono alcuni problemi anche legati alla sicurezza che mi pare più che evidente non sono dovuti al fatto, come alcuni come slogan dicono, è colpa della sinistra. Cioè, la partita in campo c'è il centrodestra, cioè, se non segna ovunque, non è chi sta in panchina, non è chi sta in panchina. E io apprezzo molto, guardi, il tono e il contenuto di questo intervento, perché è così che si affronta il tema. Cioè, se stiamo sbagliando perché abbiamo ottime risorse, ma queste risorse vengono usate come una sorta di sentina in cui buttiamo dentro, forse il termine sentina non è proprio appropriato, cioè come dire, lo usiamo come contenitore in cui mettere un aspetto che altrove è considerato problematico, non è così che si fa, e ringrazio l'ascoltatore per questo spunto. Davide ci scrive invece sulla riunione di ieri sul basket, ma veramente credete, come detto, che c'è la consegna del silenzio? Il nostro sindaco che si tiene un segreto e non si vanta di qualcosa di cui si ritiene l'unico capace di risolvere. E poi sempre Davide dice: dopo settimane di ospiti un po' troppo nervosi e arroganti torniamo a ragionare utilizzando qualche neurone e non la pancia. Insomma, le fai complimenti da questo punto avrà di vista. scritto prima che perdessi la pazienza con quella col signor Furio, ma insomma, ringrazio, io sono sicuro che sono sicuro che anche gli altri politici hanno i neuroni, poi ne hanno anche molti. Il problema sono i messaggi politici. Guardate, io ho una cosa bella della lista Russo.Franco è che nessuno mi dice quello che devo dire. Cioè, insieme a Paolo Altini e Giorgio Sclip siamo autenticamente liberi, abbiamo naturalmente una sensibilità e quindi siamo prevedibili nelle cose che diciamo, ma non abbiamo slogan di partito. Quindi io penso che ci siano tante persone intelligenti, anche in partiti diciamo radicali, mi faccia dire così, che però hanno la consegna di dire virgolettato dai al Neger non è solo in parte colpa loro. Allora, ci colleghiamo nuovamente con Bernardo Gulotta, lo vedo pronto appunto, c'è un'ambulanza. C'è anche un'ambulanza. Allora, che cosa è successo, Bernardo? Sì, Laura, sì, siamo a 2 passi dall'università e c'è stato un investimento sulle strisce, ora vedete l'ambulanza che porta la persona ferita, che è una giovane, non sappiamo l'età, però dovrebbe essere una ragazza verosimilmente universitaria, ma non è detto, insomma, questo non è scontato. Noi lo associamo al fatto che siamo vicini all'Ateneo, una utilitaria guidata da un signore credo, insomma, mi viene da dire anziano, ma può essere anche che sia semplicemente adulto, che ha colpito questa ragazza mentre attraversava le strisce pedonali. L'hanno trasportata, come avete visto, da poco con l'ambulanza al Burlo. È successo tutto attorno alle 8:25. Noi, finito il collegamento precedente, abbiamo avuto anche, grazie a Umberto Bosazzi che ci ha avvisato questa informazione, siamo venuti qui, eravamo anche a poca distanza. In corso ci sono i rilievi, il traffico ovviamente ha risentito parecchio lungo tutta la via Fabio Severo da quel lato e lungo tutta la zona di Piazzale Europa alle mie spalle di questo blocco, di questo stop. Vista la macchina che ha investito la ragazza ancora in mezzo alla carreggiata ferma e l'ambulanza che ha prestato soccorso. Da quanto ci hanno riferito gli agenti della polizia locale, la persona ferita era cosciente nel momento dell'arrivo dell'ambulanza, quindi diciamo che non dovrebbe essere in condizioni gravi. È a rischio, però sicuramente è un incidente che ha provocato una ferita importante a questa giovane. Ora cominciano a suonare i clacson perché chi è dietro la curva di via Fabio Severo vede le file e non capisce il perché ve l'abbiamo noi ora spiegato. C'è la polizia locale che sta raccogliendo anche le testimonianze di chi ha visto l'investimento e sta
sta regolando il traffico. Diciamo che tutto sta rientrando piano piano alla normalità, fin tanto che l'ambulanza si è spostata dalla carreggiata, e quindi piano piano tornerà tutto, diciamo, viabilisticamente parlando, alla normalità. Questo penso sia tutto, non credo di avere altri dettagli da potervi aggiungere. Non so se si tratta di una distrazione alla guida del conducente o di un attraversamento frettoloso da parte della ragazza. Insomma, sta di fatto che comunque c'è stato l'impatto fra un'utilitaria, una Fiat Panda e questa giovane che è stata colpita mentre attraversava le strisce pedonali. Laura, siamo ancora qui sul posto, se c'è necessità e qualche richiesta siamo ancora qui, in caso contrario noi ci avviciniamo verso il comune, dove alle 9 ci sarà una commissione certo, comunale che andremo a seguire. Grazie Bernardo, abbiamo visto anche che le auto adesso sono, cioè il traffico è sbloccato. Sì, no? ora sta riprendendo il traffico normalmente, sì, con l'aiuto della polizia locale. Piano piano insomma si smaltirà tutta questa lunga fila che vediamo anche con tanti autobus insomma, che arriva proprio da via Fabio Severo e dalle altre vie. Grazie Bernardo, grazie anche all'operatore Gianluca Valenta. Noi torneremo a collegarci con Bernardo Gulotta per questa commissione comunale che inizia alle 9. Allora, c'è una telefonata in arrivo anche. Pronto? Buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno, volevo parlare con l'altro ospite che conto fare il sindaco, che c'è anche avvocato. Per cui vorrei una risposta da avvocato, qui. Cosa è successo? Allora, io ho 80 anni quasi, per cui torniamo un po' indietro alle cose, no? Allora, sono nata nel 1948 e mia madre ha sposato un ufficiale inglese. Questo ufficiale inglese sono nata io e automaticamente, siccome non era ancora Italia, l'Italia è venuta nel 1954, no? Avevamo tutti i figli americani e anche inglesi, automaticamente diventavano non come appunto il resto dei triestini, come eravamo figli occupanti, diventavano o americani o inglesi. Tant'è vero che io avevo il passaporto britannico e anche tanti miei amici in compagnia, figli americani, avevano il passaporto americano. Se non che quando è venuto l'Italia nel 1954, noi figli di inglesi, appunto di americani, dovevamo andare in questura addirittura a fare il foglio di soggiorno. Io ricordo che andavo con mia madre a rinnovare questo foglio di soggiorno, che mi pare si rinnovava quella volta ogni 6 mesi, ma non mi ricordo, quelli passati tanti anni, no? Sì. Allora, negli anni 60 io sono andata in Gran Bretagna ad abitare con mio padre. Là automaticamente era inglese, per cui le dico, negli anni 60 l'Inghilterra non è che si poteva andare a lavorare nelle fabbriche. Allora io potevo, perché ero inglese, naturalmente non era molto aperta, a parte le colonie che rientravano, non era molto aperta per gli altri cittadini, per niente, non potevi, no? Neanche andare a lavorare nei bar. Io ho lavorato un periodo alla Plessy in Inghilterra. Quando sono tornata negli anni 70, no? Avevo trovato un lavoretto qui, no? Non ho potuto lavorare. L'Italia mi ha risposto che sono inglese e che non posso lavorare. È vero che la vita che sono andata a lavorare perché avevo allo stesso lavoro che facevo in Gran Bretagna, avevo trovato qui stranamente, no? Ho dovuto fare per un anno domanda allo Stato italiano perché io potessi lavorare. Adesso mi domando e dico, no? Era già Italia, come mai hanno applicato queste norme? Non mi sembra che io in realtà, come ha detto, ho sposato un italiano, per cui ancora adesso ho 2 passaporti, passaporto italiano e passaporto inglese. Come mai l'Italia ha fatto queste cose, no? È successo anche a miei amici figli americani, sono andati a lavorare in America, però hanno avuto difficoltà quando sono tornati. Sono tornati e non potevano lavorare.
Stessa cosa, ma dice come mai, ma era già gli anni 70, non è che, vabbè, 150 anni fa. Sì, negli anni 70. Però come mai hanno applicato queste leggi in Italia? Capito. A mio avviso questa è una cosa personale, più che come madre l'Italia si è comportata con Trieste da matrigna. La ringrazio, arrivederla. Grazie a lei signora. Grazie Allora a lei. noi stiamo analizzando un fenomeno, la cosa che trovo più interessante, lei, la signora ha premesso, faccio questa domanda all'avvocato, io devo fare subito devo subito discolparmi, nel senso che io sono sì avvocato, ma sono qui non perché sono un avvocato, ma perché sono stato eletto in consiglio comunale ed è per questo che vengo invitato. Certo. Cioè non è la rubrica fai la domanda all'avvocato, Sì. che voi forse avrete e avrete degli ottimi avvocati che vengono a rispondere, ma io non posso fare una cosa di questo genere, posso fare un'analisi di stampo sostanzialmente politico, perché io trovo che la posizione che ci ha raccontato la signora, la storia di questa signora sia estremamente interessante, cioè parli di come la società inglese, italiana, se vogliamo statunitense, ma ci interessa di meno, sono cambiate in questi decenni, cioè da una situazione di protezione non solo dei propri confini, ma delle persone nate in quel territorio. Penso è stato fatto bene l'esempio dell'Inghilterra, che poi la signora non l'ha detto, però integra il discorso della signora. A ricostruire l'Inghilterra arrivavano quelli delle colonie inglesi e hanno avuto un problema grave di immigrazione e di contrasto sociale che negli anni 70 è scoppiato con gravi conflitti sociali in quel paese. Poi però l'Europa non solo ha cambiato le proprie regole, per cui ha garantito libertà di stabilimento, cioè la signora sa meglio di me, oggi se io voglio andare a lavorare in Francia, cioè come avvocato c'è un certo regime che regola, potrò andare lì, diventerò avvocato stabilito, ci sono delle regole perché io vado a prestare servizi legali, li chiamo così, a svolgere la mia professione in un paese dell'Unione, ma c'è anche per i lavoratori, quindi le regole sono cambiate. Adesso assistiamo ancora a un ulteriore fenomeno, ancora più interessante, cioè il decremento demografico fa sì che queste regole che sono passate dal protezionismo ad un'apertura debbano ora essere tarate a un nuovo problema, cioè se noi limitassimo alla forza lavoro unionale la richiesta l'attingimento del fabbisogno di lavoratori, non avrebbe abbastanza lavoratori. A me sono molto piaciute quelle reclame, quelle televisive inglesi e di altri paesi del nord Europa, in cui si dice se tutti gli extracomunitari andassero via da un ospedale cosa succederebbe. Tu hai una fotografia, non so, con 40 persone, senza persone extracomunitari 4. Perché sappiamo ad esempio che in Inghilterra molti medici sono indiani e poi una parte, tutti gli OSS spesso vengono dall'est Europa ed è una delle destinazioni dalle quali provengono. Ecco, questo a me piace molto dell'analisi che ci consente di fare questa signora, cioè l'Europa ha dato risposte diverse, che prima erano protezionistiche, poi sono diventate relativamente protezionistiche e ora ci si deve interrogare non solo sul metodo di attribuzione della cittadinanza, che è uno dei grandi temi, ma anche su come faremo fronte al fatto che non ci sono le persone per andare, io dico, uno dice per raccogliere i pomodori, io vi assicuro che non ci sono neanche per fare i praticanti, quindi il problema è un problema serio che dobbiamo saper affrontare con spirito, come dire, inclusivo e aperto alla novità, cioè a questo nuovo scenario che ci si prospetta. Un'altra telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Bucarella, a lei la redazione, a gentile ospite e tutti i telespettatori delle 4. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo proporre questa riflessione a gentile ospite. Allora, noi assistiamo che quotidianamente il signor Fulvio porta in evidenza il discorso del territorio libero di Trieste.
Non entro nel merito perché non è di mia competenza e al momento non mi interessa, però il minimo comune multiplo che fa emergere è che fondamentalmente il signor Fulvio fa riassumere che qui è una sorta di canto del cigno, perché l'economia triestina non è che sta andando a rotoli, di più. Abbiamo il 39% della popolazione in stato di povertà, si vive solo alle condizioni attuali, si vive solo sulle apparenze. Diciamo che il proporre una zona franca, diciamo nella zona di Trieste, in un posto dove che non si pagano le tasse, forse farebbe pensare che sarebbe, diciamo, più conveniente in un posto dove paghi il 70% delle tasse. Al che mi ha colpito molto una cosa, che la maggior parte dei politici praticamente velatamente lo scherniscono. Al che ho fatto una cosa, sono andato a vedermi le norme europee riguardanti, diciamo, passatemi il termine, l'installazione delle zone franche. Sì. E le ho trovate molto interessanti perché le norme europee per, diciamo, non riesco a trovare il termine tecnico, installare qui a Trieste una zona franca, sono molto molto semplici, addirittura più semplici, diciamo, nell'applicare il trattato di pace, bla bla bla, eccetera, eccetera. Ho pensato, ma cos'è che, diciamo, blocca, quali sono le forze che bloccano, diciamo, l'attuazione di questa zona franca? Perché se noi mettessimo una zona franca qui a Trieste, non col trattato di pace, con le norme europee, naturalmente la città di Trieste esploderebbe a livello economico. Questo è un dato di fatto, non si paga le tasse, tutti vengono qua. No, ma le tasse sono un'altra cosa. Io posso rispondere, sa? Ecco. Ho capito il tutto. Abbiamo capito il suggerimento, insomma la riflessione che voleva fornire il nostro ospite. Grazie. Allora, ok, no, sì. Grazie, io ho capito tutto, sa? Ho capito tutto, cioè ci sono alcuni temi, dunque, e la ringrazio intanto perché partiamo da un presupposto su cui ci dobbiamo ritrovare tutti. Trieste ha bisogno di una spinta economica che in questo momento non ha. E questo è il primo risultato di questa telefonata. Prendiamo coscienza che così avanti non si va. Ed è una cosa che mette d'accordo tutti, dal signor Fulvio a questo ascoltatore, a me. Poi c'è il secondo tema, come affrontiamo questo problema? E qua è stata posta una questione molto specifica. Allora, la zona franca unionale non consente una riduzione delle tasse se non per certe marginalissime questioni, cioè e soprattutto se si è in territori che l'Unione Europea considera disagiati. Certo. In quei territori disagiati si possono applicare normative fiscali di vantaggio. Noi quello che dobbiamo avere molto chiaro è che il porto franco di Trieste è più di una zona franca unionale, perché se noi diciamo che in Porto Franco non si applica la normativa doganale unionale, stiamo dicendo che neppure interessa avere una zona franca unionale. Che cosa farà la zona franca unionale? Ridurrà l'applicazione di norme unionali in quel territorio dove venga costituito questo tipo di zona franca. Bene, cioè invece che, poniamo in termini semplicistici, invece che 20 regole del codice doganale, ne applichiamo 10. Nel territorio del Porto Franco di Trieste non sono 10, sono 0. E tant'è vero che a scelta dell'impresa che vi si stabilisce se eventualmente applicare norme unionali, a parte alcune regole che probabilmente per il funzionamento del meccanismo generale delle dogane unionali debbono comunque essere applicate. Ma in grande misura quello è, anzi mi correggo, quello è un territorio extradoganale dal punto di vista dell'applicazione delle norme doganali unionali, perché se no non esisterebbe. Cioè questa è la prima caratteristica di quel territorio. Quindi dire, e qua guardi, io apprezzo
completamente lo spirito di questo ascoltatore e lo abbraccio, cioè, ma insomma, perché non attuiamo il porto franco di Trieste? Sarebbe un discorso lungo capire perché non ce la si fa. Abbiamo avuto nemici esterni, abbiamo avuto nemici interni, abbiamo avuto incapacità tecnica, insomma è una lunga questione in cui mi si faccia dire, chiudo, è mancato uno stakeholder forte, cioè un porto. Il porto di Genova ha creato la riforma dei porti nazionali nel 94 mi correggo, perché dalla Lombardia premevano su Genova, cioè c'erano degli stakeholder. Allora uno mi deve spiegare quali sono gli stakeholder triestini. Che vanno a Roma e battono, o che vanno a Bruxelles e battono. Gli stakeholder dei triestini non sono gli stakeholder lombardi. C'è una riforma dei porti che incombe. C'è anche quella, e ieri a un convegno è stato opportunamente rilevato dal professor Campailla che quella riforma potrà toccare molto marginalmente il porto di Trieste, perché l'autorità di sistema e il presidente dell'autorità di sistema è a capo del Porto Franco, che viene tutelato dall'articolo 6 della legge 84-94, quindi dovremmo essere a cavallo, ma usiamo sempre il condizionale, perché la politica italiana nei decenni non ha avuto molto a cuore il Porto Franco di Trieste. Mettiamola così. La mettiamo così. Allora grazie Alberto Pasino per essere stato con noi. E grazie agli ascoltatori, ai quali spero di aver risposto in modo che loro giudichino sensato. Ecco. Grazie, buon lavoro, buon proseguimento. Buona giornata a lei e buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. E ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra poco sarà con noi il suo collega di Scranni, ma dall'altra parte di Fratelli d'Italia, Stefano Vatta. Evviva. Fra poco. Evviva. Buona giornata. Bentornati in diretta. Allora 9:06 del mattino, diamo subito il buongiorno a Stefano Vatta, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno Laura, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui. Allora c'è già una telefonata in arrivo, allora la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Il fischio c'è. No, è caduta la linea, allora invitiamo, come sempre facciamo, a richiamarci eventualmente, insomma, il nostro telespettatore o telespettatrice. Stavamo commentando un po' le notizie del giorno fuori onda e insomma ampio spazio viene dato naturalmente alla celebrazione, alla commemorazione del 6 maggio del 76, il terremoto del Friuli. Il nostro ospite giovanissimo non può assolutamente ricordare, però avrà sentito appunto dai genitori, dai nonni, insomma il racconto, no? di questo evento che ha segnato fortemente le nostre terre. Sì, diciamo è stata una tragedia regionale, forse la più grande che si ricordi. Ha segnato anche noi triestini, perché ricordiamo sempre che siamo un popolo molto vicino, anche se spesso tendiamo a scontrarci per altri motivi. Il Friuli si è riuscito a rimboccare le maniche nonostante la tragedia, e questo va dato atto di essere una popolazione comunque sempre molto laboriosa e determinata. Io anche, diciamo, come piccola storia familiare, nel senso dalla parte della nonna materna di Osoppo ho anche perso un familiare, mi sembra fosse una bisnonna, che appunto uscendo di casa per la paura gli è caduto il camino in testa ed è stata una delle oltre 1000 vittime del terremoto. 50 anni del terremoto, è stato anche bellissimo, ho visto qualche servizio, un bel consiglio regionale ieri, alla presenza del presidente Giorgia Meloni, alla presenza del presidente Mattarella, quindi ho visto anche degli interventi piuttosto importanti anche del presidente del Consiglio dei Ministri, e questo oltre a rafforzare l'idea e soprattutto la vicinanza dello Stato alla nostra regione, ai nostri territori,
anche ci fa capire dopo 50 anni quanto ancora questi eventi siano sentiti dalla popolazione, soprattutto ovviamente in Friuli, ma anche, devo dire, qua a Trieste, comunque per forza di cose, diciamo, è una data molto significativa. È significativa, è vero, ce la ricordiamo tutti, chi c'era, insomma, comunque poi nei racconti, no, dei familiari. Allora, c'è una telefonata, la sentiamo, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno Franco. Ieri l'altro e domenica ho visto tutto il coso del terremoto. Ah, ci ha seguiti Franco? Ieri praticamente domenica, bel sole, ha riscaldato tutti gli animi degli alpini, tutti perfetto. Ieri è praticamente la pioggia, perché sono arrivati quelli di Roma. Oggi bel tempo ancora, quindi anche il tempo si è praticamente rovesciato contro. Allora volevo dire, tutti bravi, i friulani, tutti qui, tutti là, ci siamo riempiti perché tutti sviolinate, ma nessuno ha detto che i friulani devono cominciare a dire chiagni e fotti, come in diverse regioni. Ma no, sempre tartassati i friulani, sempre, non arrivano un soldo. La Sicilia, che praticamente è una regione come il Friuli, giù arrivano tutti e non sanno da dove vanno i soldi. Qui bisogna, anche il centesimo bisogna giustificarlo. Allora sì, chiagni e fotti, piangi e chiedi. Va bene Franco, insomma questo ritiene Franco, ma in realtà proprio non solo la Premier Giorgia Meloni, non solo il Presidente Mattarella, ma un po' tutti i discorsi erano incentrati proprio nel lodare la capacità, no, dei friulani di rialzarsi, di reagire, ma è chiaro che non sono stati lasciati soli, l'ha detto bene il Presidente Meloni, sono stati aiutati, hanno saputo comunque mettere a frutto bene questo aiuto che è arrivato comunque dallo Stato. Assolutamente, poi sicuramente ho un po' anche colto quello che ha detto il signor Franco, che saluto, effettivamente diciamo i friulani in questo caso, ma comunque anche noi triestini, insomma diciamo da queste parti siamo comunque un territorio dove le persone tendono a non aspettare lo Stato, a non aspettare l'aiuto esterno, quindi di base sono persone che si arrangiano da sole, si rimboccano le maniche in primis, e dopo ovviamente ci sono stati degli aiuti, dei contributi da parte dello Stato e beata l'ora, possiamo anche dire, però diciamo non piangiamo il morto e non aspettiamo aiuti esterni, ci rimbocchiamo le maniche, proprio a livello storico come tipo di storicamente, insomma, come tipo di popolazione proprio. Torniamo invece a un argomento di cui si parlava molto ieri, il problema delle deiezioni canine con la vignetta di Marco Englaro. Se non la tira su subito la pupù del suo cagnetto, porto il mio ogni giorno davanti a casa sua, e questo suo è insomma un animale di una certa dimensione. Grazie a Marco Englaro insomma si parlava molto di questa problematica e della sporcizia delle strade, della maleducazione. No? Mi ricordo anche un paio di volte, ne abbiamo parlato anche qui con voi, anche ho avuto l'occasione di confrontarmi con il comandante Milocchi per quanto riguarda le sanzioni un po' di tempo fa, con l'assessore, con i due assessori in realtà, che uno riguarda le sanzioni, una questione, l'altra riguarda ovviamente l'igiene e la pulizia urbana. Diciamo che a Trieste siamo comunque messi bene, messi molto bene. Ovviamente avendo oltre 20.000 cani, mi sembra che siamo a quota 23 o 24.000 su 200.000 abitanti o anche poco meno forse, diciamo che sono comunque tanti, quindi ovviamente avendo una città con qualche area a sgambamento l'abbiamo fatta per fortuna, però anche dove costruisci magari l'area a sgambamento ci sono persone che abitano nei pressi. Ad esempio d'estate mi viene in mente, mi ricordo qualche chiamata che abbiamo ricevuto, c'è un olezzo un po' fastidioso ovviamente per i residenti. Diciamo che la situazione va gestita, va monitorata come si sta già facendo, poi ovviamente il gran numero di cani all'interno del nostro comune è un dato che può essere visto in modo negativo o in modo positivo. In modo diciamo oggettivo è un numero molto alto rispetto alla popolazione, perché 1 su 10 sono veramente tanti.
Per quanto riguarda la pulizia, adesso vedremo cosa potremo fare se i residenti come dire, manifestano questo fastidio. Io credo comunque che si stia già facendo un buonissimo lavoro all'interno del nostro comune per quanto riguarda la pulizia e l'igiene. Allora, c'è una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno, quasi Gianni che parla. Buongiorno Gianni. Io ho vissuto il terremoto dei Friuli e mi ricordo che siccome stavo in via in Domus Civica praticamente, stavo in Domus Civica, per quelle case che se tante case insieme è un grande giardino, solo che era Campi Elisi, bellissimi quartieri che aveva fatto americani, che era anche col termostato perché chi che doveva farli non aveva messo le piastrelle giuste e allora gli ha fatto pagare di fargli mettere i caloriferi. No, ma a parte questo, siamo corsi tutti in giardino e se abbiamo messo, perché era quei banchi, no noi, i fioi, quella volta mica avevo 42 anni, allora può immaginarsi, i fiori erano sotto le panchine e dopo quel che non ho sentito ieri, ma forse mi si è scampato, dei radioamatori. I radioamatori, vero. Radioamatori. Come no? E non ho sentito, almeno non ho sentito parlare una parola di loro. E invece erano tantissimi. E dopo ancora una roba, volevo dire, se la me permetti, l'altro ieri ho tentato in tutti i modi di fargli gli auguri a lei. Non sono sta capace. Grazie. Mandavo le email, ma non si sta eletta. Mi dispiace se non l'ho vista, ma comunque grazie, insomma, grazie degli auguri, grazie per aver telefonato oggi. Gianni ci dà un ricordo, insomma, suo personale del terremoto del Friuli e ci racconta anche della grande presenza appunto dei radioamatori, del grande lavoro che fecero, no, all'epoca, anche mettendo in contatto, non c'erano i telefonini, certo. Non c'era internet, e quindi le comunicazioni passavano anche attraverso appunto questi radioamatori che riuscivano appunto a capire la situazione dove c'erano le situazioni peggiori e quindi magari anche a lavorare in collaborazione con la protezione civile, che è nata proprio, no, in quel momento, nel momento come la conosciamo oggi, in quel momento del terremoto del 76. Grazie a Gianni per questo contributo. Noi ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora in compagnia del consigliere Stefano Vatta, Fratelli d'Italia. Abbiamo una telefonata in arrivo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Luigi. Devo essere veloce perché mi si sta scaricando il telefonino. Ah, ci dispiace. Dica pure, Luigi. Intanto vorrei dire al suo ospite che ha lo stesso cognome della mia dottoressa di famiglia. Forse sarà parente, non so. Non credo. No. Beh, ma è abbastanza comune comunque, no? Penso il nome Vatta. No, volevo dire, forse questa domanda, dato che lui è un consigliere comunale, non è pertinente, nel senso che non ha niente a che fare con la regione. No, ecco, ho visto. Insomma, la nostra regione Friuli Venezia Giulia, ripeto sempre, ha risparmiato 7.000 milioni di euro nella dichiarazione dei redditi, no? Però dicono sempre che sono soldi nostri, ma mi sa tanto che non è tanto vero, perché fanno sempre quello che vogliono, no? Ecco. E non so, c'è la Startec là che stanno 320 operai che aspettano la paga di aprile, no? Ecco, dato che la regione insomma è vicina al cittadino, no? Se facesse carico di queste paghe, no? Intervenisse, no?
oppure non so, il ponte delle Capannelle, non so, gli essentarsi i residenti da pagare momentaneamente luce, acqua e gas, non so, il nuovo comprensorio del Burlo su a Catinara che è bloccato per problemi economici, no? Facesse fronte alla regione, no? Desse un segnale ai cittadini, no? Perché Un poi segnale. quei 7 mila milioni di euro, non so, le loro paghe sono assicurate, mentre quelle della Satec no. Insomma, ci facesse allora- vedere la vicinanza ai cittadini invece di parlare sempre la storia dell'orso, no? Capito Luigi, grazie. Allora, ha percorso varie situazioni della nostra città, a cominciare proprio dai 320 addetti alla Startec che aspettano ancora la paga di aprile, è vero? Adesso speriamo che domani dovrebbero arrivare gli stipendi arretrati, quindi altrimenti, insomma, ieri ci hanno detto che sono pronti a un'azione di sciopero, comunque di protesta, no? Sì, Di ricordiamo anche all'epoca con la Varzila, che era, cosa sarà stato, 2023, non mi ricordo, c'era stato un gran movimento, una grande movimentazione cittadina, quindi da tutti i cittadini, poi ovviamente in primis il comune si è mosso, insomma, con quello che poteva, perché ovviamente in queste situazioni il comune può fare ben poco, però la regione Friuli Venezia Giulia e soprattutto il governo hanno appunto creato un tavolo ad hoc per gestire quella crisi del momento e un po' come dire, si è riuscita a gestire mantenendo gli stipendi ai lavoratori, ma soprattutto ricordiamo la BAT, che è la British American Tobacco, che si è trasferita in quella sede, ha potuto mantenere un gran numero di lavoratori qualificati che altrimenti avrebbero perso il lavoro o sarebbero andati da qualche altra parte. Ricordiamo sempre che ci sono centinaia di nostri concittadini triestini che lavorano alla BAT, quindi sono quelle linee di sviluppo, quei tipi di sviluppo secondo me assolutamente importanti da avere, nonostante il settore industriale negli ultimi anni abbia avuto i suoi grandi problemi. I suoi grossi problemi, è vero, è vero. Allora c'è un'altra telefonata, poi leggiamo anche un paio di mail. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno dottoressa Bucarella, sono Deborah, la non vedente che sta in Ponziana, che ho chiamato l'altro giorno. Buongiorno Deborah, buongiorno. Buongiorno a lei e il suo ospite. Io volevo dire una cosa, allora, prima quel giorno che l'ho chiamata e che gli ho detto che il giorno prima una signora è caduta e si è rotta la spalla in quelle buche in Ponziana. Mi ricordo, non so se si ricorda. Sì. Pensi che il giorno dopo io l'ho chiamata, ho parlato con voi in diretta e al pomeriggio è venuto a casa mio marito e ha detto hanno asfaltato quel pezzo. Ah, c'è stata subito l'asfaltatura, capito? Sì, stranamente, però il resto delle vie è un disastro. Aspettiamo la prossima spalla, gamba o qualcosa Speriamo del di no, genere. insomma, dai, Ecco. speriamo che vada avanti più veloce il ma piano prima o asfaltature piuttosto. Succede. Poi infatti. volevo condividere con voi un ricordo, diciamo tra virgolette, divertente, insomma. Quando c'è stato il terremoto io avevo 6 anni e mezzo, però lo ricordo benissimo, andavo in prima elementare. Io ricordo che ci hanno fatto evacuare, eravamo tutti in strada ed eravamo tutti con le macchine nel piazzale che adesso c'è il campo Ferini. Sì. Una volta c'era un piazzale enorme, no? Eravamo tutti lì in fila, messi bene, ordinati. Mio papà aveva tirato giù i sedili dell'auto bianchi, dietro io e mio fratello dormivamo là. Anche noi abbiamo dormito in macchina, è vero? Sì, come tutti, no? E gli adulti seduti. E mi ricordo la gioia di dormire in macchina, in coscienza dei bambini chiaramente, no? Che ci salutavamo da un finestrino all'altro perché la macchina più in là c'era il compagno di classe, c'era l'amichetto del piano di sopra. E
così volevo... È un ricordo anche questo, che insomma posso condividere anch'io, perché più o meno è andata così anche per noi, per me e mio fratello, che abbiamo dormito in macchina distesi con i genitori invece seduti, come la signora Deborah. Grazie di aver condiviso questo ricordo. Ci scrive anche Marco Englaro, che aveva 13 anni, il 6 maggio del 76, dice: abitavo a Udine Nord, stavo guardando in TV con mio fratello Il mistero delle 12 sedie di Mel Brooks, tutto tremò, il lampadario ondeggiava, corsi in cucina dove mia madre stava usando la macchina da cucire e dissi con una lucidità che ancora oggi non capisco: mamma, il terremoto. Mia madre rispose: ma dai, sono io che faccio rumore. Non convinto restai in piedi vicino alla porta di casa, giusto il tempo che arrivasse la grande scossa. Tutto dentro cascava e la luce spariva. Ero il primo in strada, il vicino grande persona uscì nudo, era sotto la doccia ma rientrò a rimettersi un asciugamano. Tutti in strada uscivano urlando, mia madre ci abbracciò e disse: pregate figli miei, pregate. E in quel momento che sono diventato grande avevo capito che i miei genitori non potevano proteggermi da tutto, non ho dormito, qualcun altro sì, in macchina. Arrivato non so come papà da scuola, si spargeva la notizia che Gemona era distrutta. Lucidamente pensai che allora doveva essere distrutta tutta l'Italia, tutta l'Alta Italia. Poi dal baracchino radioamatore del vicino si capì che era Gemona e non Genova. Sì, Genova era scritto appunto erroneamente, no? Perché si era parlato di Genova. Grazie anche per questo ricordo, appunto, da Marco Englaro, che di solito ci manda le sue vignette. Mentre ci scrive Claudio Visintin: buona giornata dottoressa Laura e all'amico Stefano. Da Claudio Visintin: la prego far pervenire al vice direttore Ferdinando il mio grazie a tutti di Tele4 e anche TV12, estendiamo sicuramente, per la diretta di ieri da Gemona. Grazie Claudio, sono contenta che ci abbia seguito, insomma abbiamo documentato davvero tutta la cerimonia con i colleghi di TV12 dalla mattina fino alla sera tardi, e poi ci siamo stati anche noi nel pomeriggio proprio per gli interventi di Meloni, di Mattarella, in collegamento a reti unificate, quindi grazie anche a Claudio Visintin. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Dottoressa, buongiorno, sono Vladi. Vladi, buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo ricordare che oltre al grossissimo impegno di tutti i cittadini friulani durante il terremoto, l'intervento degli alpini è stato molto importante, è stato basilare con la protezione civile di cui gli alpini fanno parte. E questo non va dimenticato. Sì. Oggi leggo invece delle sterili polemiche offensive che l'associazione Non Una di Meno, in quel di Genova, sta sollevando dicendo delle cose vergognose nei confronti degli alpini, contestando la dunata che ci sarà tra pochi giorni in quel di Genova. La sindaca Salis non ha preso delle distanze dovute da questa manifestazione di ultra femminismo, ultra patriarcato. Mi piacerebbe che qualcuno dicesse qualcosa a queste signore che hanno detto di essere state, vilipese, toccate, insultate, eccetera. Gli alpini sono l'emblema dell'Italia, non vanno toccati in nessun modo. E se ci fossero stati forse degli episodi singoli, peraltro mai denunciati, eccetera, fa parte di un contesto più generale. Mi piacerebbe che ci fosse qualcuno che va sicuramente condannato, che ma dicesse chiaro. qualcosa a Capito, favore Vladi. e contro di Non Una di Meno. Grazie. Grazie Vladi, buona giornata. Ci sarà sicuramente chi difenderà, insomma, no? Gli alpini in vista di questa donata. Ricorda giustamente Vladi il ruolo importantissimo che hanno avuto proprio nel salvare le persone dalle macerie. No? Sicuro, ma insomma, ce ne sono tanti di esempi positivi per quanto riguarda il movimento Il Corpo degli Alpini. Io sono una delle persone ovviamente che li difenderà allo sfinimento. Oltre ad avere svolto un ruolo importantissimo, storico,
svolgono ancora adesso un ruolo di memoria, di tradizione utile anche per le nuove generazioni. Li ricordiamo alle manifestazioni in Piazza Unità, alle manifestazioni presso la foiba di Basovizza, insomma ne conosco anche alcuni, sono veramente delle persone incredibili, con dei valori e un rispetto per la nostra patria, per la nostra gente incredibile. Quindi purtroppo queste associazioni, Non Una Di Meno e altre, sono quelle classiche associazioni femministe tendenti al woke, come si dice adesso, quindi tutta quella propaganda appunto femminista, LGBTQ qualcosa, insomma sono tutti quei nuovi movimenti che penso anche che siano finanziati a livello internazionale per promuovere questo tipo di ideologie, come dire, un po' pittoresche. E il fatto che un'associazione del genere vada ad attaccare il corpo degli alpini credo che sia anche un po' ridicolo, ecco. Quindi la mia posizione è piuttosto chiara su questo. Allora, c'è un'altra telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sto parlando con lei, sto parlando con Tele4. Sì, buongiorno, in diretta. Ecco, la ringrazio molto. Niente, il mio problema è molto semplice, mi congratulo per le pulizie delle strade antistanti Sant'Antonio, quelle zone là, però devo segnalare, io abito in via Coroneo, una volta era una strada decente, ora è infestata da sporcizia, non le posso dire che cosa c'è fuori da Aldi, non vengono pulite quasi mai, c'è un barbone che naturalmente voi conoscete, che ora si è trasferito in galleria, ma questo è niente, sono i marciapiedi di via San Francesco, dove io l'altro anno sono caduta e mi sono fatta una doppia frattura scomposta del polso. Non ho fatto storie, denunce o robe, io chiedo semplicemente che la pulizia che viene fatta attorno a Sant'Antonio venga effettuata anche sulla via San Francesco, lordata da pisciate di cani, deiezioni di cani, deiezioni del famoso vagabondo alcolista, perché lui comunque tira giù i pantaloni e fa pipì dov'è, senza dire dell'altro. E per cortesia, caro Roberto, che ti conosco anche piuttosto bene, occupati anche dei marciapiedi e della pulizia di determinate strade che sembrano dimenticate da Dio. Comunque ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Buona giornata anche a lei, signora. La consigliere adesso raccoglie la sua segnalazione e vediamo se si può porre l'attenzione proprio su quella zona della città. Saluto e ringrazio e saluto anche Claudio Visintin, che mi sono dimenticato prima di salutarlo. Il problema della persona vagabonda che staziona tra l'Aldi e la galleria tra via San Francesco e via Coroneo è un problema noto all'amministrazione, è stato segnalato varie volte e l'assessorato al sociale lo segue. L'ha seguito, è una persona che mi sembra sia ungherese, non vuole neanche essere aiutata perché ha ricevuto varie, diciamo, come dire, gli si è porsa la mano varie volte da parte dell'amministrazione con aiuto, con manifestazione di interesse, ma è una persona che non vuole essere aiutata. Ovviamente questo a creare disagi ai cittadini, il passo è molto breve perché conosciamo questo tipo di situazioni, purtroppo la situazione è questa. Per quanto riguarda la polizia attenzioneremo, ma insomma vediamo un attimo di attenzionare la situazione. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora in compagnia del consigliere Stefano Vatta di Fratelli d'Italia. Allora abbiamo una telefonata subito in arrivo, la sentiamo, buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Vorrei chiedere all'ospite, siccome si sta verificando un'inflazione di supermercati che stanno nascendo come funghi da tutte le parti, però le parti dove nascono sono sempre le stesse, cioè sono tutti concentrati al centro della città, mentre in periferia
c'è carenza e addirittura in certe zone proprio non c'è niente, tipo Altura, eccetera. E non capisco come mai il comune che detiene il potere di dare le licenze, no? di programmare dove sviluppare queste attività, non imponga a chi vuole aprire appunto questi supermercati di andare anche in zone periferiche, perché i rioni dovrebbero avere funzionalmente tutte le caratteristiche necessarie per vivere. Mentre invece mi pare che tutto questo sia lasciato così alla buona sorte e all'interesse delle varie aziende. Infatti alle aziende si danno anche dei benefit che sono aggiuntivi, tipo si fa la fermata del bus, si fanno le rotonde, tutte queste cose per agevolare la loro attività, però non si fa niente per agevolare invece i servizi ai cittadini, e questo mi pare che sia carente. Volevo un commento, grazie. Grazie a lei e buona giornata. Allora, cosa pensa di questo? È vero, li abbiamo visti sorgere un po' come funghi, sì, no? Allora diciamo che quello che ha detto il telespettatore può anche essere comprensibile. Io adesso sono anche qualificato come agente immobiliare da poco tempo, quindi un po' anche la situazione urbanistica ne mastico sempre di più. Diciamo che il Comune di Trieste è diviso in zone e ciascuna zona ha un tipo di edificabilità, ma soprattutto di destinazione urbanistica. Se un privato compra un terreno da un altro privato piuttosto che un fabbricato già esistente e dopo vuole creare un supermercato, può farlo in base appunto all'indice di edificabilità di quella zona e alla destinazione urbanistica che è prevista per quella zona lì. Le zone di altura, come altre zone della città, mi viene in mente anche ad esempio Gretta, che non è che siamo proprio tanto fuori, sono carenti, non sono presenti dei supermercati all'interno di quelle zone, di quei quartieri, di quei rioni, e lo sappiamo. Però varie volte abbiamo provato a livello di amministrazione a portare l'interesse ad esempio della zona di altura per quanto riguarda i supermercati. Purtroppo lì è un privato che decide di investire, e se la zona non è come dire, redditizia, favorevole a livello di investimento, un privato non investe, non apre un supermercato, quindi purtroppo abbiamo poco da fare, a meno che non vogliamo costruire dei servizi in una zona, quindi attirando le persone attiriamo dopo anche i privati, ma quello è stato fatto anche bene da questa amministrazione. In altre situazioni. Allora, ora ci colleghiamo con Bernardo Gulotta, che vedo pronto da Piazza Unità con l'assessore Caterina De Gavardo. Allora, a te la linea nuovamente, Bernardo, e buongiorno all'assessore. Buongiorno Laura, buongiorno consigliere Vatta, di nuovo a tutti i telespettatori. Come hai detto bene, siamo in compagnia e la vedete dell'assessore comunale alla sicurezza, alla polizia locale Caterina De Gavardo. Buongiorno assessore. Buongiorno a tutti. Volevo chiederle, noi abbiamo raccolto ieri alcune segnalazioni relative a quelle che è l'attività delle guardie ambientali comunali rispetto al triste fenomeno delle deiezioni canine lasciate a terra. Ieri con la consigliera della quarta circoscrizione sono state numerose le sollecitazioni da parte dei telespettatori, tanto via mail quanto attraverso le telefonate. Alcuni nello specifico hanno chiesto come è articolata questa attività delle guardie ambientali, che non ricadono, ma me lo dirà lei meglio, all'interno del nucleo della polizia locale, ma sono comunque dipendenti pubblici. Non sono parte integrante del nostro corpo, ma sono degli amministrativi, non sono organi di polizia. In ogni caso collaborano strettamente con la polizia ambientale e sono 4 persone che si occupano di 2 argomenti essenzialmente: il benessere animale e la tutela dell'ambiente. Lo fanno su tutto il territorio cittadino, lo fanno spesso su segnalazione della cittadinanza. E per quanto concerne in particolare il tema della conduzione dei cani, quindi cani lasciati liberi piuttosto che il controllo di deiezioni non raccolte, e lavorano tantissimo su segnalazione dei cittadini, perché si tratta di fenomeni che sono un po' difficili da sanzionare in modo autonomo. Mi sono andata un po' a guardare i dati e in effetti le segnalazioni su questo tema nel 2025 sono state una 50, quindi parecchie. Calcolate che per ogni segnalazione vengono
venivano fatti più o meno 10 sopralluoghi, quindi un lavoro notevole, e di queste 50 segnalazioni circa 3/4 riguardavano proprio deiezioni non raccolte, ma è un'attività molto complessa, molto lunga, che poi ha portato nel 2025 una decina di sanzioni, proprio perché è difficile intercettare questo fenomeno sul campo. I dati però sono in aumento. Nel 2026 le segnalazioni da parte dei cittadini per deiezioni non raccolte sono già state 21, quindi più o meno una settimana, e hanno determinato un numero superiore ai 200 di controlli sul territorio, per cui l'attività da parte delle guardie ambientali c'è, è fondamentale nella nostra città. È chiaro che il territorio cittadino è ampio e mi permetto anche di ricordare che ci vorrebbe un po' di senso civico in questo senso. Okay. Quindi diciamo che sui dati del 2025, su 50 segnalazioni, se facciamo una media un po' così alla buona, 10 sopralluoghi per segnalazioni, sono 500 sopralluoghi soltanto sul tema conduzione cani, quindi cani liberi, piuttosto che deiezioni non raccolte o padroni che non hanno con sé il materiale necessario, che è obbligatorio portarsi dietro per raccogliere le proprie deiezioni dei propri cani. È un lavoro prettamente invisibile, quindi. È un lavoro assolutamente invisibile, che spesso viene fatto in orari non in orari regolari di lavoro, viene fatto la mattina presto, la sera tardi. È un lavoro molto, molto complesso, difficile, e le sanzioni purtroppo portate a termine sono poche, però c'è un grande lavoro di deterrenza, perché le guardie ambientali sul nostro territorio fanno anche molta deterrenza, ed è questo, direi, che è il messaggio fondamentale. È opportuno che questi fenomeni non avvengano proprio. Dicevo prima, un po' di senso civico direi che sarebbe assolutamente auspicabile. Grazie all'assessore De Gavardo. Laura, noi siamo ancora qui a disposizione, poi dovremmo salutarvi per andare a seguire alcuni appuntamenti del mattino. Fammi sapere pure se c'è necessità, altrimenti vi salutiamo. Bene, grazie a Bernardo Gulotta, non so se appunto voleva fare il nostro... Grazie assessore. Grazie a voi. Grazie molte anche all'assessore per questo collegamento. Allora noi proseguiamo, e abbiamo parlato prima, no, delle deiezioni canine, quindi è un tema che insomma è all'attenzione dei nostri telespettatori, ci scrivevano prima anche alcuni telespettatori. Allora invece ci scrive un altro telespettatore per la questione delle buche. Dice Domenico: è possibile che il suo ospite interceda o convinca l'assessore Babuder, ma non credo vada convinto in questo, almeno a tappare le buche più pericolose in attesa delle asfaltature? Allego foto di via Svevo. Sono molto piccole, ma casomai ve le faremo vedere. No. Insomma, sappiamo tutti, no, della situazione di via Svevo con buche sulla strada. No, allora, sicuramente, come viene sempre detto, per quanto riguarda, ovviamente c'è l'apertura totale dell'assessore Babuder a ricevere segnalazioni da parte dei cittadini, e in questo caso anche un cittadino può segnalarlo a un consigliere circoscrizionale piuttosto che a un consigliere comunale, come anche nel mio caso, e dopo sicuramente posso anche muovermi io negli uffici preposti del Comune di Trieste. Varie volte è successo che dei pezzi di strada abbiano delle buche piuttosto importanti, si è provveduto nel frattempo innanzitutto a tappare la buca per la sicurezza sia di chi guida che di chi cammina, quindi per la sicurezza dei cittadini. Dopo, per quanto riguarda il piano asfaltature, ci sono delle vie più attenzionate di altre. Abbiamo visto anche ad esempio negli ultimi mesi la via Marchesetti, non mi ricordo adesso la via con la quale incrocia quel pezzo, comunque, che era molto famoso per andare su verso il Ferdinandeo, c'erano i pezzi di San Pietrini un bel po' dissestati, e c'erano stati anche degli incidenti, delle cadute rovinose da parte di scooteristi ad esempio. Quindi quel pezzo lì, ad esempio, quel pezzo di via è stato asfaltato completamente, e anche in maniera piuttosto importante e intelligente, positiva. Per quanto riguarda le asfaltature, si può sicuramente segnalare. Inizialmente magari verrà rattoppata in attesa di un piano più ampio, perché sicuramente
piuttosto che rattoppare in giro. È sempre meglio ovviamente fare una bella strada completamente asfaltata, però ovviamente le risorse che abbiamo a disposizione sono quelle e dobbiamo gestirle per tutta la città, che sono veramente centinaia di chilometri di strade, quindi, anzi migliaia di chilometri di strade, quindi veramente dobbiamo gestirli bene, ma ovviamente le segnalazioni sono tutte ben accolte perché dopo vengono girate a chi di dovere. Maria chiede: semaforo in strada del Friuli ancora per quanto tempo? Non lo so, posso informarmi e in caso magari contattiamo la signora Maria. Roberto invece scrive: mi pare non si dia la giusta importanza al settore industriale e manifatturiero. L'industria è il motore di tutta l'economia, senza industria non ci sono né banche né servizi né supermercati né teatri. La politica locale dovrebbe lottare a sangue per il Porto Franco. Questo dice il signor Roberto. Sì, allora abbiamo detto prima, abbiamo ricordato l'importanza ad esempio del sito Wärtsilä, adesso la British American Tobacco, la BAT, quanto importante è il settore industriale nel nostro paese, ovviamente nella nostra città. Sappiamo che negli ultimi anni a livello italiano, ma penso anche a livello europeo, ci sono dei problemi molto grossi di tipo industriale, perché le grandi aziende tendono a esternalizzare la loro produzione, ovviamente per una convenienza a livello di tassazioni, di costi, di manodopera. È importante mantenere quello che abbiamo e in qualche caso anche magari implementarlo. Abbiamo visto con il porto, ad esempio, che stiamo lavorando bene da un bel po' di tempo a Trieste. Abbiamo un settore logistico molto molto importante, con anche un'accademia dedicata che è nata negli ultimi anni, l'Accademia Nautica dell'Adriatico, da dove sono usciti veramente molti studenti, molti anche amici miei, coetanei, anche mio fratello ad esempio che l'ha fatta, dopo si inseriscono molto bene nel mondo lavorativo, quindi è un settore che a Trieste per fortuna funziona e riesce a tenere anche i propri giovani a lavorare nella nostra città con un lavoro, con un lavoro qualificato. Assolutamente, con un lavoro qualificato, quindi questo è sicuramente un passaggio molto, molto positivo da valorizzare. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno dottoressa Bucarella, sono Maurizio, buongiorno. Maurizio, buongiorno. Allora, sì, io volevo dire al suo ospite, con tanto rispetto e tanto tutto, ma e anche ai telespettatori, ma ci stiamo rendendo conto che Trieste è divisa in due parti. C'è la Trieste per i turisti e la Trieste per i triestini. Questa non finirò mai di dirla. Ossia, la parte bella, il salotto della città viene pulito, ripulito, fatto tutto, e il resto viene dimenticato. Ecco, viene dimenticato, trascurato. Io non trovo giusto e trovo assurdo che ci sia il cittadino che avvisa che c'è il buco. Noi abbiamo un servizio di vigili urbani che vanno in giro, riescono a beccarti la macchina se è in divieto di sosta in tempo zero. Sono bravissimi e non vedono le buche. Allora questo vuol dire vediamo quello che ci conviene e non il resto. L'unica cosa che ho visto crescere in questa città sono i supermercati. Ecco, ma questo può andare bene perché è un atto di privati e tutto. Il vostro gentile ospite ha detto una grande verità, ha detto che lui adesso fa l'agente immobiliare. È giusto, è questo che va adesso. Gli agenti immobiliari a Trieste oggi sono quello che erano i ginsinari 40 anni fa, perché qui le case vanno a ruba, ma non per i triestini, perché pochi triestini possono permettersi questi prezzi. Ecco, i giovani, ma col piffaro che se la comprano. Ecco, una volta si andava ad abitare in Slovenia, adesso aumenta anche là. Ecco, c'è la fuga della gente. Ecco, perché noi vediamo demolire case e fare cose da vendere agli austriaci, agli stranieri. Muggia ha una vendita di appartamenti allucinante, quasi tutto a stranieri. Perché stiamo vendendo la nostra città. Quello che non compra gli stranieri, compra gli altri, perché abbiamo venduto tutto. Ne manca da vendere Montegrisa, Castel di Miramare e Castel di San Giusto. Il resto il nostro comune ha venduto tutto. Beh, allora sentiamo da una persona che appunto fa l'agente immobiliare se corrisponde insomma a questa vendita agli stranieri. Sì, beh, allora, diciamo che nella nostra città negli ultimi diciamo anche 5-6 anni ha un notevole interesse a livello internazionale. Lo dimostrano i flussi turistici e lo dimostrano ovviamente anche gli interessi immobiliari di molte persone straniere non di qua che investono nella nostra città.
Ricordiamo sempre che abbiamo anche il o 30 o 40% di case sfitte all'interno del nostro comune, quindi case che non vengono utilizzate, che sono chiuse, e quindi diciamo che la disponibilità è comunque molto molto ampia all'interno del nostro territorio. I prezzi ovviamente si sono alzati, sì, ma perché ovviamente il gioco della domanda e dell'offerta, quindi il gioco del mercato. Anch'io da giovane mi rendo conto che per una persona come me in questo momento sarebbe molto difficile trovare un'abitazione rispetto a 10 anni fa. Purtroppo sono nato in quest'epoca, quindi devo, come hanno fatto anche chi mi ha preceduto, devo rimboccarmi le maniche e lavorare sodo e cercare di trovare una sistemazione sia lavorativa che abitativa interessante e migliore possibile. Io penso che comunque l'interesse che abbiamo avuto negli ultimi anni si sia riflettuto in maniera positiva sotto vari aspetti, perché non guardiamo solo questo, ma guardiamo ovviamente tutte le nostre attività commerciali, i ristoranti, i negozi di prossimità, i piccoli botteghini anche di frutta e verdura. Ovviamente sono tutte realtà che con anche l'avvento di supermercati, di catene di moda grandi, di centri commerciali, magari sarebbero anche spariti. Io credo che anche questo flusso turistico abbia portato questi negozi a sopravvivere e magari anche a stare bene all'interno della nostra città. Quindi diciamo che dobbiamo sempre vedere le cose da due punti di vista. Ovviamente è giusto da residente porsi certi interrogativi, anzi io sono il primo che lo fa, ma ovviamente ci sono sempre due facce della medaglia, no? Bisogna capire cosa è importante per la nostra città, se restare come a 20-30 anni fa una piccola realtà, e quando parli con una persona non di Trieste dire che viviamo vicino a Venezia, o se no creare una città veramente importante con un richiamo internazionale di cui essere fieri. Una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono sempre Maurizio perché è caduta la linea. Sì. E volevo dire che siamo alle solite, no? Va sempre tutto bene quando parli con chi è al potere, solo che io purtroppo tutto sto bene non lo vedo. Ha detto bisogna lavorare e rimboccarsi le maniche, ma se non trovano camerieri, ossia un cameriere che va a lavorare per 1.100 euro al mese, prima di comprarsi un appartamento deve lavorare quanto? Deve lavorare parecchio. Mi scusi se la interrompo Maurizio, però siamo davvero in chiusura, pensavo fosse... Dottoressa, grazie, dobbiamo chiudere, bene, grazie comunque, grazie, buona giornata. Grazie. Allora... non mi sembra di non aver detto nulla, insomma non ho detto che va tutto bene, ho detto che ci sono dei lati ovviamente positivi, dei lati un po' meno positivi qualche volta. Ho detto che, ad esempio, nel mio caso che ho 25 anni, una situazione del genere, ovviamente partire da zero per trovare un'abitazione è un'impresa molto difficile. Ovviamente c'è bisogno magari anche dell'aiuto della famiglia in certi casi, ma penso anche come sia sempre stato all'interno del nostro tessuto sociale. Ovviamente ci sono delle cose positive e delle cose negative, bisogna saperle guardare nel modo giusto e valorizzare quello che abbiamo. Allora, oggi abbiamo visto dal collegamento con Bernardo Gulotta che ci sarà anche un'importante commissione in comune, quindi seguiremo anche questa. Poi quando riprenderete il Consiglio Comunale? Allora, dovremmo averlo non lunedì, questo che viene, quello dopo, il 18. Quello dopo, quindi sicuramente allora torneremo ad invitare Stefano Vatto. Io intanto lo ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie Laura e auguri ancora in ritardo. Grazie molte. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata in nostra compagnia.